per la sua precisione e per la sua disponibilità disinteressata e costruttiva verso i cittadini. Da lui abbiamo appreso la dedizione in condizioni. In poco tempo gli uffici comunali sono diventati punto di riferimento per soddisfare le necessità burocratiche della comunità e di orientamento alla conoscenza della pubblica amministrazione. La sua dedizione ci ha riserve sull'esperienza e sulla serietà di una persona che ha sempre considerato il lavoro come un servizio alla comunità di Ponzano Veneto. Il nostro comune era considerato un modello in tutta la provincia di Treviso per l'oculata gestione del patrimonio e il serio utilizzo delle risorse finanziarie, ma anche per la competenza e serietà nella gestione dell'attività amministrativa da parte di tutti. I creditori del comune, nei minimi tempi burocratici possibili, potevano contare sulla celere liquidazione delle loro competenze, sempre nel rispetto della legalità e della correttezza. Come uomo e amico non possiamo dimenticare la sua disponibilità e generosità verso tutti, doti che lo hanno portato anche in diverse missioni di volontariato in Africa. Le tante persone che hanno avuto la fortuna di far parte della sua cerchia di amici possono testimoniare la sua capacità di farci sentire uno di famiglia e a nostro agio in qualsiasi occasione. Nei tanti momenti di bisogno non è mai mancata la sua presenza. Ciao Bruno e grazie per quello che ci hai dato e trasmesso. I colleghi della prima ora. Per questo momento passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbali sedute precedenti tra numero 19 e numero 24 del 17/7/2014. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passeremo alla votazione. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno. Presa d'atto del regolamento consultivo per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani, legge 27/12/2013, numero 147, articolo 1,668. Prego, signor Sindaco. No, Silvio Bacchi. Sì, buonasera. Si tratta della presa d'atto del regolamento consultivo per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani. È un atto dovuto in relazione al fatto che il regolamento consultivo per l'applicazione della tariffa è stato approvato in sede consultiva. Noi abbiamo chiesto la presenza del consulente del consorzio Piula per darci illustrazione del complesso regolamento. Chiedo se cortesemente la dottoressa Maldini si può procedere in questo senso in modo tale da poter chiederci gli elementi fondamentali che danno sussistenza al regolamento e che consentiranno di prendere atto di questo regolamento e poi inserire questo regolamento, così come previsto al punto successivo, nel regolamento per la IUC, di cui al punto successivo. Buonasera a tutti, ringrazio l'amministrazione comunale che mi ha invitato questa sera a illustrarvi il regolamento per la tariffa corrispettiva, perché riteniamo che appunto questo sia anche un momento importante per condividere appunto quello che sta alla base della regolamentazione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Innanzitutto vorrei specificare che questo è il regolamento che regola appunto la tariffa corrispettiva
e nel suo insieme e nelle modalità applicative non differisce rispetto agli anni precedenti, ma è un regolamento che deve essere adottato in quanto il legislatore, con la legge di stabilità dell'anno 2014, ha praticamente abrogato la tariffa dell'anno precedente, che era chiamata TARES, e ha istituito questa nuova imposta, la IUC, che si compone appunto di tre elementi. La prima appunto l'IMU, e la seconda quindi la IMU, che è natura patrimoniale e che appunto poi sarà oggetto di un regolamento, e la TASI, che è appunto un tributo corrispettivo, cioè un tributo insomma, per i servizi indivisibili comunali, che va a finanziare questi servizi, e la TARI, che va appunto a finanziare il costo dei servizi dei rifiuti, per il servizio dei rifiuti urbani. La normativa prevede proprio ai comma 6 e 68 dà la possibilità per quei comuni che già applicano un sistema di commisurazione della quantità dei rifiuti e quindi il servizio è basato proprio effettuato porta a porta, come lo facciamo noi, cioè lo fa il Consorzio Frigola da anni, attraverso il braccio operativo Contarina. Quindi ecco, ha permesso questa normativa con il comma 668 di poter applicare, come negli anni precedenti, una tariffa corrispettiva. E perché corrispettiva? Perché va proprio ad addebitare il costo di un servizio per quello che è realmente effettuato per ogni utenza. Infatti, come voi sapete, il nostro servizio appunto è effettuato porta a porta attraverso appunto un sistema di raccolta con dei contenitori specifici e per le utenze domestiche viene applicato appunto una quota fissa che va in base al numero di contenuti della famiglia e una quota variabile invece che viene calcolata sulla base degli svuotamenti del contenitore del secco. Mentre per le utenze non domestiche la tariffa, anche questa composta come prevede la normativa da una quota fissa e da una quota variabile, la quota fissa è in parte commisurata alle fasce di superficie che è occupata dall'utenza e una parte della quota fissa è commisurata al volume dei contenitori, mentre la quota variabile è sempre applicata sulla base appunto degli svuotamenti del secco e dal volume dei contenitori per quanto riguarda i rifiuti assimilati. Ecco, pertanto il regolamento che viene approvato questa sera è una presa d'atto appunto da parte dei comuni che aderiscono al consorzio, in quanto l'assemblea del consorzio Friula, che è composta appunto dai 25 comuni facenti parte del consorzio, l'ha approvato nella seduta del 7 marzo del 2014. Ecco, il comune di Ponzano, che fa parte del consorzio, ne prende atto e rispetto appunto al regolamento dell'anno precedente non ha altro che modificato i riferimenti normativi, perché naturalmente sono diversi rispetto all'anno precedente, e ha introdotto delle modifiche che vanno appunto a migliorare il servizio. Cosa è stato modificato in particolare? È stata modificata la tariffa che viene, diciamo così, applicata alle utenze mercatali, in quanto è stato tolto dal costo del servizio i costi di spazzamento delle piazze dove appunto si tiene il mercato, in modo da contenere anche le tariffe, anche queste applicate in modo puntuale per ogni mercatale. Altre particolari modifiche non ci sono state, se non appunto
come dicevo, ecco, per esempio è stato modificato rispetto all'anno precedente la regolamentazione delle manifestazioni ed ecco eventi, in modo da poter, diciamo, premiare quelle manifestazioni che naturalmente adottando un sistema di utilizzo di determinate tipologie di stoviglie sostenibili, oppure facendo una buona differenziazione dei rifiuti, un'ottima differenziazione, addirittura appunto il costo del servizio risulta praticamente gratuito, proprio per incentivare la raccolta spinta anche in queste occasioni. Altre modifiche particolari non ce ne sono, perché nella struttura, nella modalità di applicazione della tariffa non ci sono particolari modifiche rispetto all'anno precedente. Comunque sono qui disponibili a chi volesse fare delle domande, sono qui insomma a rispondere ai quesiti. Sì. Ringrazio la signora Martino e appunto se ci sono delle domande da parte dei consiglieri, domande tecniche da parte dei consiglieri. Grazie Presidente. Volevo chiedere alla signora Nardino, vista la diffusità sempre costante, diciamo, dei comuni partecipanti del consorzio, e vista appunto ormai l'annualità storica su cui ci si basa, la tariffa facente parte la quota fissa e la quota variabile, diciamo, prevede sempre il numero degli abitanti praticamente più uno come scarichi, o è stata un attimo, diciamo, ritoccata per venire incontro anche a quelle famiglie più virtuose in cui fanno come quota annua in modo da premiare meno uno come scarichi, per cui si troverebbero tra virgolette un po' svantaggiate, cioè nel senso non c'è questo incentivo nella differenziazione. Questa è un po' la mia domanda. Grazie. Ecco, lei si riferisce agli svuotamenti minimi. Ecco, questi non sono stati modificati rispetto alle annualità precedenti. È stato verificato che comunque la media degli svuotamenti fatta appunto cioè noi prendiamo la media di tutti le utenze con un componente, due componenti, tre componenti, è comunque più alta rispetto agli svuotamenti minimi, quelli effettivi. In effetti gli svuotamenti che attualmente si registrano sono circa una media di 5 svuotamenti all'anno, mentre la media dei componenti dei nuclei familiari si aggira intorno ai 3. Per cui complessivamente ci sono parecchie famiglie, è vero, che si trovano in bolletta, soprattutto in quella perché vengono applicati a fine dell'anno e quindi vengono considerati tutti gli svuotamenti effettuati nell'annualità. Quindi nella bolletta che fa il conguaglio del secondo semestre e l'acconto del primo semestre dell'anno successivo, si conteggiano gli effettivi svuotamenti e sulla base del nucleo familiare che risulta viene applicato appunto lo svuotamento minimo, se ci sono appunto. Aumentano sempre, effettivamente aumentano in progressione le famiglie virtuose. Quindi credo che questo può essere un argomento che dovrà essere insomma trattato, e noi raccogliamo appunto anche i suggerimenti che ci vengono dai sindaci, dalle amministrazioni, e quindi si vedrà insomma per le prossime annualità come poter mettere mano anche a questo fattore. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, io ringrazio la signora Martino. Di nulla, è stato un piacere. Si può passare all'approvazione del regolamento costruttivo per l'applicazione della tariffa della natura corrispettiva della gestione dei rifiuti urbani. Legge 27/12/2013, numero 146.
17, comma 668. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Sì, chiediamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Grazie. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC. Do la parola all'assessore Bacchi. Punto prima, precedente? No, questo sui successivi. Vabbè, Solo per proporre una discussione riunita dei due punti, se possibile. 4, 5 6. Sì. Altrimenti replichiamo comunque, se volete stiamo qua fino a... Se preferite una discussione unitaria, magari con dei tempi condivisi per il gruppo, in modo tale che possono essere magari anche più ampi di quelli ordinari, viceversa, essendo uno collegato all'altro e uno collegato all'altro, io propongo questo. C'è una proposta da parte del Consiglio Nardini, ci sono altri proposte in merito? No, se vuole ci vediamo un attimo, secondi, capito un po' visto che è stata una proposta bilaterale. Cioè, che peraltro non proposta in sede. Esatto. C'era ancora l'ordine del giorno. Sì. Vabbè, sospendiamo un attimo, 2 minuti al massimo per capire se tutti quanti sono d'accordo e eventualmente si bisogna mettere al giorno. Si sospende seduta per 5 minuti.
Guarda il messaggio che ci ha mandato normalmente. Facciamo sì, vabbè, giusto. Dettaglio diverso.
Come tanto sotto gli occhi. Ieri fanno il cuscinetto questa sera. Cosa dici? Anche se in compensazione di selfie. Ma di dove stai qua? Alle fine notte fonda? La figa voglia, che fate tanto questi non sai. Ma se che aveva voglia, anche lo studio senza domandare. No, lo fa apposta. Non ti credi che sta paura. Vedi, si terrorizai. Che fai qualche domanda? Sì, se no. Mi sono preoccupato anche adesso che ho il gruppo che parla a casa. Vedi, va in fischio quando risponderà al valido. Mamma che faccio una ragione su Facebook per venire di tecnici. Sì, ma anche da paglia anche tecnico. Faticata che quando... Sul bilancio, sul bilancio e legatura. Sono presi nei loro panni. Quello lì davanti con la camicia a righe. Quello lì davanti. Invito il signor consiglieri a prendere niente, nella discussione di capo in gruppo si è convenuto di passare al punto 6, approvazione di bilancio, e raggruppare i 4 e 5 che discutono nell'approvazione del bilancio di sostanza. Praticamente si passa all'approvazione del bilancio di funzione armonizzato 2014-2016 e conseguente unico di programmazione 2014-2016 e 2015-2017. Decreto legislativo 118-2011. Ricordo ai signori consiglieri che i tempi sono raddoppiati sia per la dichiarazione di voto che per la discussione. 20 minuti prossimi. Passano 20 minuti. Passano 20 minuti per il relatore. Gli interventi sono raddoppiati da 5, passano 10. Il relatore poi risponde per 10 minuti successivamente, poi la replica dei consiglieri su 6 minuti. Allora, detto questo, do la parola all'assessore al bilancio per Silvia Barbara. Grazie. Quindi capisco che noi in realtà discutiamo i punti 4, 5 e 6 contemporaneamente, sono ovviamente punti collegati al bilancio, all'ordine del giorno, erano stati messi separati perché hanno un ordine logico conseguenziale. E l'ordine logico conseguenziale è il seguente. Essendo quest'anno il primo anno in cui vi è l'applicazione dell'imposta unica sui cani LUC, che come si ricordava prima ricomprende la Tari, cui il regolamento di strumento è quello che è stato appena illustrato di cui si è preso atto, l'imposta DIMU e imposta già conosciuta da tutti, il privato imponibile è il possesso di beni immobili e la Tasi di nuova istituzione. Quindi la logica della presentazione dell'ordine del giorno prevedeva l'approvazione del regolamento dell'imposta unica comunale successivamente, che riportava fondamentalmente quelli che erano gli estremi di legge rispetto alla definizione delle IMU da un lato e alla definizione della TASI dall'altro. Su questo ne entrerò poi quando
complessi della costruzione di bilancio, però le filosofie, i sensi e le modifiche sviluppate. Per quanto riguarda l'altra delibera che viene inglobata a questo punto è l'approvazione delle aliquote comunali, delle aliquote collegate appunto alla IMU e alla TASI e che fondamentalmente vanno a costituire gli elementi delle entrate tributarie che poi sono definite, che costituiscono le poste in entrata nel bilancio. Quindi passo a illustrare di fatto partendo dal punto 6 e poi andando, come dire, a ritroso rispetto all'incidenza di come è impostato il bilancio relativamente ai regolamenti e alle aliquote che sono sottese e contenute a cui il bilancio fa riferimento. Siamo qui quindi ad approvare il bilancio 2014, 2015, 2016. Di fatto il bilancio costituisce l'atto di programmazione operativa che ha a valere sull'anno 2014 e ha certo le proiezioni sul 2015-2016, ma l'operatività è relativa all'anno 2014. Il primo dato di fatto di cui dobbiamo prendere atto è che questo atto di programmazione si realizza e si concretizza solo alla fine del mese del luglio del 2014. È inevitabile quindi che lo spazio di manovra nel fare programmazione ne risulti piuttosto ristretto. È ristretto per almeno due ragioni fondamentali, probabilmente ve ne sono anche altre, ma ne cito due fondamentalmente. Da un lato il continuo ridursi delle risorse messe a disposizione dei comuni, poi vedremo alcuni passaggi e dati nello specifico, e il secondo elemento è il fatto che il bilancio nelle sue uscite, ma anche in parte in alcuni aspetti delle voci di entrata, sia fortemente condizionato dalle azioni intraprese o meno fino ad oggi e dalle spese già effettuate nei mesi scorsi. Anche quest'anno quindi si ritrova a fare un bilancio di previsione anno avendo già superato buona parte di metà dell'anno. Credo che questo non sia la condizione ottimale per fare un bilancio di previsione che dovrebbe consentire di poter agire in via preventiva e programmatoria sugli interventi da realizzare a favore dei cittadini e della cittadinanza. Tra l'altro è di pochi giorni fa la conferma della possibilità di rimandare ulteriormente l'approvazione del bilancio di previsione. Abbiamo ritenuto tuttavia la possibilità di rimandare l'approvazione del bilancio di previsione fino al 30 di settembre è stato ufficializzato di fatto il 18 di luglio e poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 24 di luglio, quando noi eravamo tenuti rispetto ai tempi che il regolamento consigliare si è dato di presentare ai consiglieri la proposta di bilancio e di ottenere anche il parere favorevole da parte del revisore dei conti. Quindi di fatto questa proroga rimanderebbe ulteriormente la possibilità di fare atti di previsione. Abbiamo ritenuto di non rimandare ulteriormente questo, noi riteniamo che fosse solo e abbiamo voluto garantire continuità e servizi. Assessore, ogni più vicino perché sempre che ha delle ci sono alcuni microfoni che non funzionano. alti e bassi di voce. Provo a parlare più vicino, ma mi sentite? Già? Sentite? No? Non sentite?
sentite? Mi sentite meglio? Bisogna alzare un po'. Sì, abbiamo appunto ritenuto di proseguire con l'approvazione del bilancio, specialmente per garantire la programmazione dei servizi scolastici, dei servizi sociali, a garanzia poi di poter avviare quanto prima le azioni che appunto devono ulteriormente essere demandato. Si sottolinea che si tratta di un documento di bilancio che applica i nuovi sistemi contabili e che ha portato a redigere il cosiddetto bilancio armonizzato. Si tratta di una sperimentazione che per il primo anno nel nostro comune è stata applicata per il 2014, quindi ricordiamo che questa modalità sarà estesa dal 2015 per tutti i comuni, ha quindi comportato da un lato un impegno importante nel modificare anche da parte degli uffici, ma in generale le modalità della stesura del documento di bilancio, e anche alcune scadenze sono diverse. D'altro canto ha consentito di sperimentare quello che poi dovrà essere l'applicazione obbligatoria dal 2015, e d'altro canto ha consentito di usufruire di un vantaggio rispetto al patto di stabilità, che ha consentito quindi di abbassare gli obiettivi del patto di stabilità e quindi di raggiungere più agevolmente. Però ha indubbiamente richiesto un particolare impegno di applicazione di alcune novità, per certi versi non facili, e dati i tempi stretti anche da quando c'è stato l'insediamento della nuova amministrazione e del cambio dell'amministrazione, questo ha comportato un notevole impegno. Un aspetto che è stato sottolineato anche in sede di conferenza di capigruppo è il fatto che per certi versi proprio il passaggio da un sistema di un tipo a un sistema di un altro tipo non consente sempre, per alcune missioni, per alcuni titoli, per alcuni programmi, il lineare confronto tra le voci di spesa, sia in entrata ma soprattutto in uscita, con i bilanci precedenti. Infatti alcune voci di entrata e di spesa sono state riallocate e riqualificate in modo diverso, quindi non sempre il confronto è immediato. Ho già ricordato che c'è stata una prima riunione in sede di conferenza di capigruppo, e quindi vado di fatto a delineare in termini sintetici gli elementi essenziali che caratterizzano il bilancio. In particolar modo, e qui c'è il collegamento con i punti precedenti, rispetto alle voci in vari titoli di entrata, voi vedrete, come risulta dalla scheda del GUP di pagina 24 per chi può seguirlo, che il comune può contare, secondo questo bilancio, per le sue entrate correnti pari a 5.750.000 euro, di cui al titolo 1 3.431.000. E in questa voce rientrano le addizionali comunali IRPEF, che abbiamo inteso confermare nelle attuali aliquote per evitare assolutamente l'aumento della pressione fiscale sui cittadini. Le entrate rispetto all'IMU, in questo titolo 1, e le entrate TASI, che corrispondono a un valore corrispondente al mancato introito statale a compensazione della IMU abitazione principale, così come registrate nel 2013. Su questo i regolamenti connessi e collegati prevedono che l'applicazione dell'imposta comunale relativa all'IMU sostanzialmente ripercorra il regolamento precedente, salvo alcuni adeguamenti di legge che riguardano le assimilazioni all'abitazione principale, ovvero risultano assimilate all'abitazione principale
ai sensi dell'articolo 13,2 del decreto di legge del 6 dicembre 2011, che successivamente riconvertito in legge, si considera equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitaria a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Quindi in questo caso vi è l'assimilazione all'abitazione principale. Non si è ritenuto invece di procedere all'assimilazione dell'abitazione principale per un vincolo comunque posto dalla legge che è entrata in vigore a ottobre dell'anno scorso, del 2013, che le abitazioni in comodato d'uso gratuito ai parenti di primo grado in linea diretta. La legge infatti pone dei vincoli su questo e poneva in particolar modo un vincolo sulla possibilità, un vincolo alla rendita catastale pari a 500 di rendita catastale per l'assimilazione. Quindi si sarebbe determinato un caso, una serie di casi di difficile anche gestione da parte del cittadino stesso, ovvero un cittadino che avesse a disposizione, oltre alla propria abitazione principale, una seconda abitazione che avesse incomodato d'uso gratuito, ad esempio un figlio o a un padre. Se questa abitazione, facciamo ad esempio, avesse una rendita catastale pari a 6,50, avrebbe potuto godere di assimilazione all'abitazione principale per la parte fino a 500 di rendita catastale e quindi su questa quota parte sarebbe stata applicata la TASI. Mentre si sarebbe dovuto applicare sulla parte eccedente l'IMU al 7,6 sostanzialmente, con una quadrupla scadenza di pagamento per la persona che si trova in questa situazione, quindi le due scadenze, l'anticipo IMU per la parte eccedente, il saldo IMU per la seconda parte eccedente calcolato al 7,6, l'anticipo per la parte fino a 500 della TASI e la seconda tariffa per la parte eccedente. Ecco, su questo abbiamo preferito procedere alla non assimilazione limitata di questo e abbiamo preferito invece nella delibera che sancisce le tariffe dell'IMU prevedere una nuova tariffa di IMU agevolata in 4,6 che è il minimo applicabile per legge sull'IMU. Questo a dare anche, oltre che semplificazione, comunque un'agevolazione in ogni caso per chi dispone di un'altra abitazione oltre alla propria abitazione principale, ma nella seconda abitazione abbia deciso di procedere al comodato d'uso gratuito a un parente in linea diretta. Questa è sostanzialmente la modifica introdotta nel regolamento IMU. Rispetto invece alla quota parte del regolamento della TASI sono state riprese sostanzialmente in vari articoli quali sono i presupposti positivi della TASI, ovvero sia il possesso e retenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, quali sono i soggetti attivi, qual è la base imponibile, ma di fatto sono stati ripresi quelli che sono gli elementi fondamentali della legge, senza determinare nel regolamento TASI particolari riferimenti ad aliquote che invece sono state determinate nella delibera che sancisce le aliquote e che vi vado ad annunciare. Rispetto appunto alle aliquote
IMU, come vi ho già detto, il cambiamento rispetto alla delibera precedente è quella legata al 4.6 per le abitazioni relative a pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti, figli di primo grado, utilizzate come abitazione principale, e rispetto invece alle aliquote Tasi è stato, si propone in questa delibera di esonerare dalla Tasi chi già quest'anno ha versato IMU, quindi le abitazioni a disposizione di seconde case e in particolar modo le attività produttive. Mentre per le abitazioni principali e assimilate l'aliquota proposta è al 2,2 per 1000 e per i fabbricati rurali strumentali all'1 per 1000. Altri immobili non si applica la Tasi. Questa quindi è l'illustrazione sintetica della parte dei regolamenti. Di fatto questo sistema, questo assetto delle tariffe Tasi consente prevede un'entrata che è esattamente corrispondente al mancato introito da parte dello Stato a compensazione dell'IMU abitazione principale che era stata registrata nel 2013. Rispetto a altri titoli di entrate ci sono, a seconda poi, uno dei passaggi di diversa allocazione delle tariffe dei titoli di entrata e proprio riguarda i fondi di solidarietà dei partiti di giro che sono collocati in titoli diversi ma sostanzialmente sono riconfermate. Quello che non è del tutto confermato e sono sicuramente entrate minori, sono una quota parte di entrate extratributarie che sono state stimate per l'anno 2014 sulla base dell'andamento dei primi 6 mesi del 2014 che rilevano effettivamente su alcune voci di entrate una tendenza alla riduzione anche notevole. Faccio l'esempio, l'entrata all'asilo nido viene prevista una riduzione legata a un minor numero di bambini che frequentano il nido comunale. Rispetto alle sanzioni del codice della strada c'è una previsione di minore entrata, ma prudenzialmente e fortemente connessa a quanto è stato già accettato nei primi 6 mesi di entrata, quindi non è verosimile che nei secondi 6 mesi si recuperi tutto quello che non è stato previsto e introitato nei primi 6 mesi. Inoltre nel bilancio 2013 vi era una posta in entrata straordinaria pari a 153.000 euro che di fatto aveva consentito nel 2013 di pareggiare il pareggio di bilancio, ma che quest'anno assolutamente non è possibile. C'è anche al titolo quarto una posta di entrata di meno 70.000 euro rispetto agli storici degli investimenti degli acquedotti che non sono stati confermati per il 2014. Quindi il bilancio per parte corrente è pari a 5.750, il totale generale delle entrate comprende anche il fondo finale vincolato e questa è una delle caratteristiche del bilancio di quest'anno. E si sottolinea che con il nuovo sistema contabile si prevede una riduzione notevole delle somme portate a residuo, in particolare del residuo passivo che a partire da quest'anno sono reimputate nei capitoli di competenza dell'anno corrente, anche se sono derivati da impegni
di anni precedenti. Questi impegni imputati sono finanziati in entrata del fondo pluriennale vincolato per parte corrente e per parte in conto capitale. Dal punto di vista delle entrate si ricorda che si prevede l'utilizzo di un avanzo di amministrazione pari a 19.000 euro che va a finanziare il fondo di svalutazione crediti e che è prevista una percentuale pari al 21% di utilizzo di oneri di amministrazione applicata alla spesa corrente e quindi pari a 73.000 euro. Rispetto ai diversi, relativamente ai programmi e alle relative voci di spesa, ho già annunciato prima che una buona parte delle poste messe in uscita quest'anno sono state già impegnate. Siamo nell'ordine di, ho detto che le entrate sono 5.750.000, la parte già impegnata è intorno ai 4.800.000, quindi capite bene che i margini sono di fatto molto, molto stretti. Si è cercato comunque nella costruzione dei capitoli di spesa e di visione con i vari assessori come giunta di dare continuità agli interventi, in particolar modo quelli rivolti alle famiglie, quelli rivolti ai cittadini, in particolar modo ai cittadini in situazione di disagio, rispetto ai quali si sono previsti anche delle aggiunte nei capitoli delle erogazioni di contributi anche per eventualmente far fronte a situazioni di incapacità o comunque sostegno per un aiuto anche nel pagamento dei tributi. Si confermano i 300.000 euro di trasferimento all'USL, sono confermati gli impegni nei confronti dei servizi diretti ai cittadini per quanto riguarda i servizi scolastici nel loro complesso e anche i contributi legati alla scuola, anche se su questo credo che ci sarà da fare un grosso lavoro da parte dell'assessore Teresi di reparto, perché è giusto e opportuno che la scuola e il comune continuino e incentivino la collaborazione in modo tale che vi sia il più possibile l'ottimizzazione delle risorse. È stata anche arricchita e sostenuta in particolar modo la missione 15 relativamente agli interventi delle politiche del lavoro per dare continuità a un progetto che era stato ripreso ad aprile dalla precedente amministrazione, ma che di fatto aveva delle radici nell'amministrazione ancora precedente, nel senso che è stato attivato un nuovo sportello in forma lavoro al quale pensiamo che sia importante dare continuità e anzi rinforzarlo molto in relazione alla possibilità di intervenire ed agire con i servizi per l'impiego, con la rete dei servizi per l'impiego e comunque la possibilità di aiutare a sostenere i cittadini che sono in situazione di perdita o di rischio di perdita di lavoro. Su questo penso che vi sia forte sensibilità su questo punto e sicuramente ci sarà il desiderio particolare di questo capitolo. Per ora mi fermo qui e procederemo con gli ulteriori. Grazie, professor Bardo. Volevo ricordare che le votazioni avvengono separatamente, si voterà il punto 4, il punto 5 e poi il punto 6. Ricordo inoltre che a partir da adesso gli interventi saranno sulle mozioni, sui programmi e sui titoli, si parlerà di capitoli. Su missioni, scusate. Missioni, programmi e titoli. Grazie, è aperta la discussione. Sì, grazie Presidente.
Allora, ho ascoltato con attenzione l'intervento dell'assessore alle finanze e chiaramente la replica alla direzione diversa nell'impostazione della politica sulla fiscalità locale. Faccio una premessa. Il Comune di Pozzano Veneto versa di IRPEF dai 40 ai 45 milioni di euro all'anno e sostanzialmente attraverso diversi livelli istituzionali poi di fatto nella sostanza il Comune di Pozzano Veneto riceve zero, perché anche la parte che viene definita fondo di solidarietà comunale non è altro che una perequazione orizzontale tra i comuni in una partita a somma zero, il gioco delle tre carte, alla fine le risorse sono sempre degli stessi comuni che vengono ripartite, redistribuite e potenzialmente targate, ma alla fine sono sempre le stesse. Basti pensare che tuttora l'IMU non rimane integralmente nelle casse comunali, la parte relativa agli immobili strumentali, quindi capannoni, immobili catastali e classificativi, continuano ad andare allo Stato. Soprattutto l'IRPEF, questa montagna di risorse che poi non riesce a ritornare nei territori parlo di autonomia locale. Quindi in un contesto che si protrae ormai da diverso tempo, rispetto al quale gli amministratori locali devono fare di necessità e devono cercare nella propria azione amministrativa di tendere a una maggiore equità possibile dal punto di vista fiscale. Equità che si raggiunge prevalentemente attraverso due azioni sinergiche, una legata alle attività di controllo che nel nostro comune sono state intraprese sin dall'anno 99, poi sono proseguite consolidandosi, quindi dando ai cittadini l'esatto messaggio che comunque sia andiamo a verificare tutte le posizioni in modo tale che si paghi tutti per pagare. Questo fu uno dei principi alla base dei quali un primo intervento fu legato all'innalzamento dell'ICI per un successivo passamento ed una revisione della politica della fiscalità. Poi, una volta arrivati ad avere questi risultati, si è riusciti a dare ai cittadini un servizio estremamente prezioso, quello di inviare a tutti i contribuenti, non è così diffuso questo servizio, i bollettini prima e gli F24 precompilati. Questo è estremamente utile, un capitale da salvaguardare che è stato possibile proprio in virtù di un'azione condotta in modo attento, mirato e professionale. Quando sento dire che l'amministrazione non ha voluto intervenire sull'IRPEF per non alzare la pressione fiscale, ricevo e replico, perché il nostro gruppo ha deciso di presentare, depositare un emendamento, poi nella forma sono più di uno perché si è dovuto intervenire anche sui regolamenti per poter rendere coerente la nostra proposta e così, giusto per la cronaca, mi viene comunicato ieri attraverso i giornali, no, che c'è stato un comunicato stampa in cui la maggioranza attacca il consigliere Nardini e il suo gruppo per aver deciso di proporre l'aumento. E allora io mi chiedo se di questo stile istituzionale, che evidentemente se il confronto deve esserci, questa è la sede deputata tale confronto, considerato che in conferenza dei capigruppo è stato sottolineato il fatto che se siamo disponibili a dare un nostro contributo, questo è gradito sui temi amministrativi.
E seppur vero che siamo a luglio, dal punto di vista della gestione del bilancio, ricordo che le spese sono state gestite in dodicesimi, in quanto il Comune ha avuto l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, il cui termine è stato differito al 30 di settembre, quindi la spesa è stata contingentata. Ma dal lato dell'entrata, una proposta sulla fiscalità locale può essere collegata alla tempistica, collegata ad una precisa scelta dell'amministrazione, che poteva anche riservarsi di aggiornarsi a settembre per poter avere ulteriori elementi e condurre ulteriori approfondimenti. Lo dimostra il fatto che dalla conferenza dei capigruppo al deposito degli atti anche la maggioranza abbia presentato un proprio emendamento di revisione della sua stessa proposta di applicazione della tassa. E io mi chiedo come si fa a dire che il nostro gruppo aumenta la pressione fiscale quando la manovra è identica, nel senso che nel rispetto degli equilibri di bilancio dobbiamo recuperare il mancato gettito compensativo dell'IMU sull'abitazione principale e la manovra da approvare è pari a 1.030.000 euro. La proposta di emendamento depositata agli atti del nostro gruppo non fa altro che dare un'impostazione diversa, ma sempre nel rispetto del 1.030.000 euro e degli equilibri di bilancio. Quindi non so a chi voi chiediate quel 1.030.000 euro, a chi noi chiediamo quel 1.030.000 euro, credo che complessivamente lo chiediamo ai cittadini, contribuenti, ma lo chiediamo in modo diverso, ma sempre 1.030.000 euro. E pertanto parliamo sostanzialmente di una manovra identica, ma con profili diversi. E i profili diversi sono che la maggioranza si è concentrata sulla IUC, ha guardato le sue componenti, che sono l'IMU, la TASI e la TARI, scissa la TARI perché segue sostanzialmente il servizio esternalizzato a Pontarina, quindi assume la natura di un corrispettivo e quindi di una tariffa, di una prestazione che viene resa. Rimangono, per quanto riguarda il nostro comune, quali componenti di questa IUC, della nuova invenzione dell'imposta unica comunale, rimangono l'IMU, vecchia maniera, e questa TASI, che si chiama tassa sui servizi indivisibili, ma che si calcola esattamente come l'IMU. Allora, il punto è: come copriamo questo fabbisogno di 1.030.000 euro? La maggioranza propone un 2,2 per 1000 sulle abitazioni principali, le pertinenze, 1 per 1000 sui fabbricati culturali e strumentali, e punto. Con questo recupera il gettito che è mancato e chiude la sua partita sulla fiscalità locale. Noi abbiamo cercato di fare uno sforzo in più. Abbiamo cercato di valutare più linee. Condividiamo il fatto che tutti i contribuenti debbano concorrere alla copertura dei servizi indivisibili, perché noi stessi siamo stati coloro i quali nel proprio programma politico-amministrativo hanno toccato veramente il tema della fiscalità locale e si erano espressi in un determinato modo. E in coerenza con quanto proposto, condividiamo il fatto che la TASI non colpisca le fattispecie che sono già incise da queste imposte in modo significativo, e quindi tutta quella parte di aree edificabili, tutta quella parte legata ai negozi, tutta quella parte legata agli uffici, tutta quella parte quindi legata alle imprese, tutta quella parte legata alle seconde case, che già sono incise dall'IMU e già concorrono a coprire i costi dei servizi, perché in definitiva tutte queste entrate non fanno altro che coprire cosa? I servizi resi dall'ente locale. Questa invenzione dei servizi indivisibili, a parte quelli a tariffa che vengono pagati dagli utenti, perché per chi non lo sapesse la differenza è un po' questa: i servizi indivisibili sono quelli per i quali non si può escludere nessuno dal suo accesso, quindi fondamentalmente tutti quei servizi che vengono rivolti alla collettività, alla sua generalità.
le manutenzioni ordinarie, quindi verde, dei parchi, delle strade, eccetera, la polizia locale, l'illuminazione pubblica, eccetera. Servizi divisibili sostanzialmente sono quelli a tariffa o a domanda individuale, così come si vogliono definire la mensa scolastica, il trasporto scolastico, gli impianti sportivi, l'asilo nido, tutto quello che insomma va a retta o a retta. Allora, l'amministrazione propone un 2,2 per 1000 e un 1 per 1000 sui fabbricati rurali strumentali, su abitazioni principali eccetera, e quindi sulle fattispecie che non concorrevano, perché dietro comunque a queste fattispecie imponibili ci sono contribuenti che non concorrevano alla copertura dei servizi. Ed è condivisibile il fatto che concorrano tutti alla copertura dei servizi della collettività. Abbiamo invece confermato l'assimilazione dei comodati padre-figlio all'abitazione principale, nonostante la complessità della gestione che ci potrà essere, ma che sicuramente, tenuto conto della banca dati a disposizione, dell'affidabilità delle informazioni, la struttura è in grado di gestire alla pari delle altre fattispecie. Poi lo scadenzario può sovrapporsi in prospettiva, questo è un anno di transizione, in prospettiva le scadenze saranno quelle sostanzialmente collegate all'IMU, quindi quelle del 16 giugno e del 16 dicembre. L'altro assunto che ha fatto il nostro gruppo è chi non pagava l'IMU nel 2012 delle abitazioni principali non paghi la TASI nel 2014 e nel 2020. Questo perché l'IMU, a differenza della TASI, aveva una struttura che comunque tendeva a premiare le famiglie con un certo numero di figli, famiglie con proprietà, soprattutto le nostre famiglie, quasi tutte le nostre famiglie, con figli, perché c'era una detrazione fissa di 200 euro più 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni. La TASI tutto questo lo consente, non lo prevede, e meno male che ogni tanto lasciano qualche porta aperta, e allora noi abbiamo detto facciamo delle simulazioni, chiaramente ci siamo avvalsi del confronto con la struttura, perché certo ci mettiamo a fare simulazioni senza l'ausilio della struttura, e abbiamo impostato una TASI al 2 per 1000 con detrazione 150 euro fino ai 500 euro di rendita. Questa è una misura con la quale chi non pagava IMU nel 2012 non paga la TASI. E abbiamo fatto tutte le simulazioni, renta catastale 300 euro, 500 euro, 600 euro, 700 euro. Perché questo? Perché abbiamo detto cerchiamo di sottrarre gettito dalla casa e cerchiamo di andare ad utilizzare un'altra leva che abbiamo che esprime la ricchezza. Quale? l'IRPEF. Perché una è sui redditi e l'altra è sulla casa. Siccome la casa ha il parametro della rete catastale, allora l'ideale sarebbe sempre fare riferimento a una ricchezza che si manifesta direttamente e viene dichiarata. Dopo possiamo stare qui a discutere, ma le dichiarazioni di questi, di quelli, non è compito dell'amministrazione comunale il controllo sulle dichiarazioni, è compito dell'amministrazione finanziaria, che peraltro negli ultimi anni ha utilizzato gli strumenti che hanno consentito un allargamento della base imponibile. Oggi stanno cercando di sottoporre a revisione degli strumenti che hanno di fatto fallito, perché se tu invece di andare dal piccolo artigiano, dal piccolo commerciante, vai al grande evasore e vai a vedere i suoi grandi patrimoni, forse trovi qualcosa. Se continui ad andare a rompere le scatole al piccolo bottegaio che non emette lo scontrino o al piccolo artigiano perché magari ha sbagliato la scrittura contabile, è chiaro che lì alla fine ne vieni fuori nero, perché alla fine si dimostra che sono errori veniali, che sono errori materiali, che alla fine anche l'amministrazione finanziaria usa degli strumenti spuntati, come andare ad accertare, perché poi l'accertamento dà indicatore per i budget, no, ma qualche volta si perde di vista la realtà. Sì, ricordo che erano doppi i tempi anche per i regolamenti, 3 doppi, almeno un po' di lasco, perché sennò un po' di disponibilità, che esatto, perché erano 3 doppi tempi. Allora abbiamo detto, siccome questa manovra sulla TASI
del 2 per 1000 con la detrazione di 150 euro fino ai 500 euro di rendita catastale. Rendita catastale, ribadisco che per tanti versi non è aggiornata e non riflette la ricchezza. Abbiamo detto cerchiamo di trovare una politica che tenga conto di un'altra variabile. Facciamo Tasi più revisione dell'addizionale. Come? Facendo in modo che chi chiaramente ha più ricchezza concorre in modo più che proporzionale a chi ha meno ricchezza. E complessivamente l'obiettivo da raggiungere era la fettina di Tasi che rimane a carico eventualmente dei redditi bassi o delle rendite basse, perché no delle rendite basse, se rimane, e la fettina di IRPEF che andiamo a chiedere in più, complessivamente per i redditi bassi è più equa perché è inferiore alla Tasi applicata tout court. Quindi su chi ha minor ricchezza la nostra proposta va a chiedere meno, su chi ha più ricchezza manifestata direttamente attraverso i redditi dichiarati chiede di più. Questo noi lo riteniamo più equo, perché viceversa, per dire, paradossalmente, come dicevo prima, se la leva dell'addizionale fosse una leva più capiente e più articolabile, forse per chiedere la copertura dei servizi indivisibili basta colpire la casa, andiamo verso. E il fatto che abbiamo concordato di non colpire ulteriormente le altre fattispecie è perché già fanno fatica, e lo dimostra il fondo svalutazione crediti che è stato messo in bilancio. Cominciano a non pagare l'IMU, quelli che hanno le aree edificabili, cominciano a pagare l'IMU, quelli che hanno immobili, negozi, cominciano ad esserci delle difficoltà vere di gettito. Quindi complessivamente la misura che abbiamo proposto è una misura che va incontro alle situazioni che complessivamente tra redditi dichiarati, disponibilità e Tasi che colpisce nuovamente quello stesso cespite che di fatto era stato prima esonerato attraverso la detrazione e poi definitivamente cancellato sulla detrazione principale, consente di non avere un peggioramento della tassazione sulla casa e complessivamente, siccome questo oggetto in parte va recuperato, chiediamo meno a chi ha meno. Riteniamo che sia un concetto di equità superiore, perché non possiamo legarci solo alla IUC, ma anche alla tassa. L'altro piccolo aspetto dell'emendamento, poi ho chiuso, è il fatto che nell'ambito della missione o del programma legato a missione 4, programma 2, eccetera, dove all'interno di questo c'è anche una parte di un progetto che a noi era molto caro, quello legato al Consiglio Comunale dei Ragazzi, vorrei capire se è stato un refuso all'interno oppure si è trasferita questa previsione in altre parti, perché è un progetto in cui noi abbiamo creduto, un progetto di educazione civica, può essere anche un refuso, non cambia il bilancio quel valore, perché è un valore di 1000 euro, ma per noi è un valore significativo. Se poi è finito in un'altra missione, in un altro programma, in un altro progetto, ben venga. Il fatto dell'adesione, scusa, ho finito la sperimentazione, è stato voluto appositamente questa amministrazione per consentire a chi fosse arrivato o in continuità o in discontinuità di poter approcciare una nuova impostazione e avere anche un beneficio ai fini dei vincoli del patto di stabilità. Grazie consigliere Nardini. Altri interventi? Ci sono? No, ci sono interventi adesso, poi tornerà l'assessore. Bene, grazie signor Presidente. Prego, consigliere. Grazie. Allora, collegandomi al consigliere Fabrizio Nardini, anche il gruppo Progetti Comune riterrebbe più utile andare a non a colpire, perché in Italia poi le tasse vanno sempre a colpire, andare a chiedere a chi ha di più per far sì che la casa, un bene di tutti, che è costato sacrifici, mutui, impegni per la famiglia, venga possibilmente
preso in considerazione in un secondo momento. Questo perché è giusto che in questo periodo duro per tutti la casa, che è un bene di rifugio ma soprattutto è un bene che una famiglia ha e ha costruito con il tempo, sia anche un bene da valorizzare e non un peso da mantenere, anche perché sennò chi è in affitto continua a non pagare ciò che tutti devono dare per riuscire a mantenere questo sistema, che probabilmente non è corretto, ma attualmente lo Stato centrale fissa determinate tasse, i comuni poi devono decidere come applicarle, quindi credo che l'emendamento presentato dalla lista Granello e il capogruppo Fabrizio Nardini appena spiegato sia più corretto per una imposizione più equa. Per quanto mi riguarda, il nostro gruppo, volevo fare delle domande sui capitoli, scusate, sui programmi, non si chiamano più capitoli. Sulla missione 10, programma 5, a me risulta la pagina 36, però lo vedete, sulla viabilità e infrastrutture, vedo degli investimenti da parte del Comune su una pista ciclabile in via Roma. La domanda era innanzitutto se come mai è prevista come Comune e non come società certi tipi di lavori, visto che la società per adesso esiste. È una domanda poi. Sì. Poi, per quanto riguarda la missione 11, programma 1, pagina 37 circa, nel soccorso civile vedo che è stato tolto il contributo per la protezione civile, che ritengo invece una cosa importante, anche perché la coalizione che lega i volontari con il Comune recita proprio che il Comune si impegna a dare risorse per far sì che l'associazione maturi, cresca e si costruisca attraverso anche dei corsi eccetera. Di solito vengono fatti all'interno dell'associazione attraverso gli alpini, vedo che non c'è il contributo, è stato tolto. Nella missione 13, programma 7, pagina 48, è stato tolto il contributo all'UTAP e previsione di cassa quest'anno, mi pare. Allora c'è un... Risponderà l'assessore. Sì, vi faccio le domande. Possiamo concludere? Sì, nel senso che è previsto di cassa, ma non è previsto... No. Il bilancio in previsione. Dunque, missione 13, programma 7. Contributo UTAP. Nel soccorso civile con missione 11, programma 1. La domanda va sulla viabilità e infrastrutture, la missione 10, programma 5. E la stessa domanda che è stata posta da Fabrizio Nardini è come mai sono stati tolti il sostegno al Consiglio Comunale dei Ragazzi, che era la missione 4, programma 2. Queste sono delle domande tecniche. Grazie consigliere Basello, consigliere Biondo. Prego. Sì, per quanto riguarda l'emendamento del consigliere Nardini, diciamo che in linea di massima anch'io mi unisco alla preoccupazione per i soggetti, per le categorie di cittadini che vengono ad essere colpiti da alcune tipologie di tributi e dai criteri che vengono applicati per appunto l'applicazione degli stessi. Ho sicuramente apprezzato alcune parti degli emendamenti, però da parte mia mi permetto di dire, forse un'ovvietà, ma che resta in piedi il problema di come andare ad accertare l'effettivo introito del tributo IRPEF, nel senso che è difficile certificare, è impossibile andare a verificare l'IVA montare del reddito, insomma la variabile reddito
resta un problema ed è tutto autocertificato, insomma, per cui se ci basiamo soltanto su questo, sì, possiamo anche agire con buona intenzione, ma in realtà non andare a E poi ho un quesito anch'io su, per dire il vero non ho segnato missione, però è una voce in particolare. Vorrei chiedere cosa sono le spese di funzionamento dell'ufficio di collocamento. Spese di funzionamento dell'ufficio di collocamento nel bilancio del titoli. E poi per quanto riguarda l'ufficio, lo sportello di forma lavoro, questo è un parere, un suggerimento, insomma, di introdurre un parametro di controllo della qualità del servizio offerto, di cui c'è sicuramente bisogno, assolutamente, però credo richieda determinati investimenti per essere efficiente ed efficace e non soltanto un tentativo che poi si risolve in una spesa magari contenuta, ma che anche qui non raggiunge l'obiettivo per i cittadini. Auspico che fatti salvi i vincoli, spese, di bilancio che si possono capire, comprendere, si lavori in direzione di maggiore investimento per quanto riguarda l'uso delle energie rinnovabili, fotovoltaico in testa, vista le difficoltà degli investimenti in bilancio, e poi per industria, piccole e medie imprese e artigianato. Ho visto anche delle somme piuttosto limitate per quanto riguarda la missione commercio e agricoltura, anche se compreso che l'agricoltura ormai non è più neanche di competenza ministeriale, che è in capo del governo. Basta, grazie. Grazie consigliere Biondo. Altri interventi? Sì, grazie Presidente. Allora, io appunto non sono un capogruppo, comunque non ho una grande competenza a livello di bilanci, però appunto il mio intervento vuole essere di carattere generale, soprattutto nell'analisi di una logica programmatica di coerenza con quanto affermato dall'amministrazione attuale, diciamo, in sede elettorale. Allora, parto subito con una lettura che è scaturita dalle ultime informazioni giornalistiche degli ultimi giorni e che cita testualmente il vostro programma, alla prima pagina Nostri Valori, cita testualmente l'impegno di tutti a riconoscere la cosa pubblica come bene comune, dove la risorsa del singolo è bene di tutti. Ok, poi si legge sui giornali un aumento indiscriminato da parte di tutta l'amministrazione, sindaco in testa, e questa frase si può girare tranquillamente con la frase che il bene di tutti diventa una risorsa del singolo, in particolare personale. Allora, con questo appunto continuando, possiamo passare alla frase successiva, che va a cambiare radicalmente il modo di amministrare la cosa. No, questa è una prefazione per quanto riguarda poi l'analisi del bilancio. È una prefazione al bilancio, cioè nel senso cerco un attimo di evidenziare le incoerenze per poi far vedere anche alcune inadempienze, se non altro. Ma cambiare radicalmente il modo di amministrare la cosa pubblica e di vivere rapporti con i cittadini, per cui il fatto di cambiare radicalmente, oggi come oggi, dall'analisi dei bilanci sottoposti, non appare, non traspare in nessun modo. Okay? Per cui anche qui non c'è stata una coerenza. Il nostro comune non appartiene a chi lo amministra, ma a tutti i cittadini,
ascoltate i coinvolti per partecipare attivamente alla discussione. La richiamo anch'io formalmente, si attenga all'ordine del giorno, per cortesia. Ho detto che facevo una premessa. No, ma questa è una dichiarazione di voto la sua, non scusi. per quanto riguarda l'evento sul bilancio. Allora, le mie domande partono da questo principio. Dunque, sul bilancio non vi è, a parte appunto la presenza di un loop, non vi è la presenza di un PEG e di un bilancio. Non sto qui a lamentarli, appunto, il fattore strategico che questa competenza della giunta comunale e di un piano e di un bilancio sociale. Okay. I documenti del bilancio sono corretti a norma di legge. Allora, quello che volevo farle capire come consigliere di minoranza, di opposizione, ma come dice qualcuno all'ANCI, come maggioranza alternativa, dato che da questa parte vi è la maggioranza della popolazione rappresentata dal territorio di Monzano Veneto. Ok, volevo appunto sottolineare che alcuni strumenti, seppur facoltativi, sono molto utili, diciamo, strategicamente, per dimostrare che l'amministrazione persegue criteri di trasparenza, persegue criteri, diciamo, di partecipazione e soprattutto persegue criteri di competenza al merito. Ecco, questo è un po' Grazie. Altri interventi, per favore. Allora passiamo a una prima risposta da parte dell'assessore del reparto per questi interventi. Allora risponda al consigliere Nardì e a seguire. Si sente? Si sente? Allora, ci sono, vorrei prima, non so come ci muoviamo, chiedo al Presidente, vorrei rispondere prima a alcuni elementi tecnici rispetto alle questioni che sono state poste e poi sui quali chiedo anche l'intervento eventualmente degli assessori di reparto. Dopodiché rispondo invece alla replica rispetto all'intervento iniziale del consigliere Nardini. Se questo può andare bene. È importante che lei risponda agli interventi da parte del consigliere. Allora, rispetto alle spese di ufficio collocamento, si tratta di una convenzione che abbiamo con Treviso, con il Comune di Treviso e sostanzialmente che diventa capofila per sostenere una convenzione sulla base di norme di legge per i quali ciascun comune in quota parte rispetto al numero di abitanti, in particolar modo di abitanti e di popolazione in fascia attiva, è tenuto a dare per il funzionamento dei centri per l'impiego provinciali. Su questo una norma tecnica rispetto a questo. Rispetto ad alcune poste relative alla protezione civile si vede soltanto la stima, la previsione 2013, il valore più basso o il valore più alto del 2013 rispetto a quello di quest'anno è dovuto al contributo dato rispetto all'emergenza gas, che effettivamente aveva innalzato i valori e quindi si prevede, si spera, che non vi sia una situazione eventuale di altra emergenza quest'anno. Su questo, qualora vi fosse, non mi risulta che sia zero, comunque chiedo eventualmente all'assessore di reparto di rispondere su questo, cioè, non è a zero, è un capitolo che sulla protezione civile. Scusa, interrompo solo un attimo per dare una risposta, perché senza girare tanto, senza girarci tanto attorno alla protezione civile. Io mi sono segnata, io ho la missione 11 per capitoli, il capitolo vecchio 2118, contributo per gestione casa alpini e protezione civile, 2000 euro. No, comunque rientra in questo, è stata cambiata la voce semplicemente. Se mi permette, allora la convenzione che regola la casetta degli alpini è una cosa, nel senso che gli alpini si sono intestati il contatore della luce
il contatore dell'acqua, e in cambio il comune riconosce una quota parte che sono i 2.000 euro, loro di solito ne spendono 4.000. Però siccome fanno anche delle cose loro, era corretto intervenire dandogli una mano. Il contributo è un'altra cosa. Sì, ma di fatto sono tutte dentro le stesse voci che c'erano l'altra volta, hanno cambiato nome. Se lei guarda il totale è lo stesso. A parte dei 5.000-11.000 euro che sono il totale di una base, ma spese di intervento per i servizi di protezione civile c'è, ha portato 2.000 spese. Per i servizi di protezione civile pronto intervento c'è. Ma non è la stessa cosa, le spese di interventi e le spese di servizi non sono al gruppo ANA, è la prima volta che magari amministrate, di solito è la ditta che interviene con le spalanche, cioè Massolino o qualcun altro. Mentre la protezione civile, che non fa servizi perché non può neanche emettere fatture, perché un'associazione riceve un contributo. Infatti vi pregherei a questo punto di spostare delle risorse, perché attualmente la protezione civile riceve 0, perché il contributo per la casetta non è altro per pagare la corrente, mentre i servizi e gli interventi sono o interventi, quindi una ditta che emette fattura, quindi Massolini, chiamate Massolini Medica, mentre il servizio può essere l'impresa edile che va a cambiare l'antenna del ripetitore. Io mi pregherei di non fare dibattito fra voi. Io non è un dibattito, è una spiegazione. Quando nevica te la dispara la neve. Ma però, ho dato la parola all'assessore. L'assessore in merito deve dare risposte. Sì, allora dicevo che su alcuni passaggi, e in particolar modo questo riguardo ai servizi per il collocamento, ho dato risposta. Sulla questione protezione civile volevo segnalare che c'era questo elemento in più rispetto al fatto che nel 2013 c'è stata emergenza gas, che eventualmente l'assessore del Department interverrà su questo. L'altra questione sulla pista ciclabile di Via Roma è esattamente uno di quei casi in cui la lettura del bilancio 2014 è inganna, nel senso che è una vecchia spesa di mutuo relativo al tratto di pista ciclabile di Via Roma risalente agli anni 80. Era un residuo passivo che per 80-90, adesso fatemi grazie della data, ma era esattamente quando vi dicevo prima che i residui passivi sono riportati, gli impegni presi in anni precedenti, anche molto remoti, devono essere riportati a entrate, tant'è che se vedete le stesse fanno sempre invece capo riferimento a trasferimenti che poi vengono attraverso la e quindi quel tratto di pista ciclabile è ancora una quota parte di residuo passivo che deve essere fatto in bilancio, quindi non è un problema, finché non vanno ad esaurimento. Su altri passaggi specifici gli assessori vogliono intervenire su altri passaggi. Lascio l'assessore prima di fare la vecchia. Allora, sicuramente per quanto riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi, le risorse che non compaiono in quel titolo ci saranno all'interno della missione del suo complesso. Sì, per quanto riguarda l'UTAP, è stato 5.000 euro che c'erano in passato, è stato un una tantum decisa dall'amministrazione precedente, che negli anni prima l'aveva messa a 0. Noi ci siamo confrontati con l'UTAP e probabilmente per quest'anno, anzi sicuramente, avranno degli ulteriori fondi da parte dell'azienda sanitaria locale, quindi i fondi non servono. Altre risposte in merito sono stati esauriti come risposte ieri i vostri interventi. No, perché adesso c'è un'altra tornata di interventi. Sì, per esempio adesso può formulare l'intervento.
Quello che Non ti ha risposto. Non ti ha risposto. allora se volete intervenire, lascio pregati. Consigliere Nardini. Non so se fosse l'effetto atmosfera, ma mi sembra di aver sentito l'etica sull'intervento. Chiesto se aveva trovato soddisfazione. No. Va bene, no, intervengo. Nel senso che lei vuole replicare, non è tenuta a replicare. Pensavo che ci fossero ancora degli altri elementi. No, lei voleva rispondere. Sì. Allora, prendo atto della proposta di emendamento del consigliere Nardini, che per la prima volta dopo 5 anni richiede di intervenire sull'addizionale comunale IRPEF, peraltro incidendo anche sulle fasce di reddito da 0 a 15.000 euro, poi giustamente, certamente nella sua proposta di emendamento va anche a scaglionare, però colpisce anche questa fascia. Mi sarei casomai aspettata, dovendo intervenire sull'IRPEF, che vi fosse una considerazione di abbassamento della quota di addizionale comunale per la fascia più bassa. Diciamo così. La proposta peraltro di rimodulazione della Tasi non mi sembra che vada nel senso della equità. Faccio un esempio: propone che vi sia una aliquota al 2, basandosi sul fatto che le entrate appunto sono ricavabili dall'IRPEF, però propone una detrazione secca di 150 euro, ma che solamente si rivolge solamente alle abitazioni con rendita catastale 500. Starebbe a dire che chi ha una rendita catastale di 499 gode di una detrazione di 150, chi ha una rendita catastale di 501 invece paga tutto il 2 per 1000. Francamente non mi sembra che questa proposta vada nel senso della gradualità e della equità. Quindi di fatto ritengo che effettivamente non sia una proposta migliorativa rispetto a questo, proprio nel senso dell'equità, sia perché l'IRPEF va a colpire le fasce, comunque anche la fascia più bassa, sia perché lo scaglione secco di detrazione che lui propone di fatto non riporta, comunque non assicura la gradualità della tariffazione, dell'imposizione Tasi, tanto più che paradossalmente si trova nella situazione che chi si trovasse ad avere 2 case a disposizione e la seconda la mettesse a disposizione di un figlio o di un genitore, godrebbe, mettiamo sempre che la casa abbia una rendita catastale pari a 6,50, la proposta dell'assessore ex assessore del bilancio, del consigliere Nardini, propone di calcolare su quei primi 500 la detrazione a 150 e cosa che invece non può fare chi ha una casa e vive, abita in un'abitazione principale di 6,50. Quindi paradossalmente si creano delle sperequazioni anche in questo senso. Il combinato disposto è talmente complicato e complesso che chi ha 2 case a disposizione, pur mettendo a disposizione del figlio, un figlio o di un genitore, di fatto godrebbe di una detrazione che non può godere invece, di cui non può godere chi ha un'unica abitazione che è la sua abitazione principale.
complicato il ragionamento, ma insomma penso i conti tornerebbero in questo senso. Quindi riteniamo che la proposta fatta di mantenere quest'anno la tariffa IRPEF, posto anche che interviene anche ripeto, a luglio all'imposizione del regolamento IRPEF, tenerlo fisso, e di proporre una tasi al 2,2 che chieda il contributo rispetto alla proporzione della rendita catastale. Non posso che confermare l'esigenza e condividere invece su quanto ha detto rispetto alla necessità di non aggravare su chi è già intervenuto a pagare a contribuire ai servizi complessivi tramite l'IMU, e quindi confermiamo la nostra diritto. Grazie Assessore Baldo, i prossimi interventi sono di 6 minuti. Comunque hai esplorato prima, pensi questa volta? Un debito. Consigliere Radè. Sì. Allora, è evidente che siamo su due impostazioni diverse. Tengo a precisare che c'è una no tax area fino a 7.500 euro, 8.000 lavoratori dipendenti pensionati, che non viene incisa dall'addizionale IRPEF, nel senso che sulla no tax area chi non è inciso dall'IRPEF non è inciso neanche dagli addizionali. Quindi quella è una fascia che si chiama 0,15.000, ma va letta per chi ha un reddito superiore ai 7.500 euro. Anche lì, pur andando a scaglioni, i 7.500 euro si becca l'IRPEF. Questa è legata al fatto che anche gli scaglioni, che pur tendono a garantire una determinata progressività, non è che li puoi spaccare, no? Fino a una determinata area che è no tax, scatta l'euro superiore e c'è la tax. Non sull'euro, sul reddito che tira. I conteggi che abbiamo fatto, quindi le simulazioni che sono state fatte, considerano che nel 2012 vi era l'IMU su tutte le fattispecie, anche sulle abitazioni principali, però c'era un sistema di aliquote e detrazioni molto significative che andavano a premiare anche le famiglie che avevano dei figli. E quindi, tenuto conto che è cambiato l'assetto, e per non replicare lo stesso assetto abbiamo colto l'occasione per una politica di fiscalità locale che da una parte, ribadisco, non tornasse a penalizzare fortemente la casa, e l'unico parametro di, tra virgolette, ricchezza della casa è la renta catastale, e per ogni livello di renta catastale sulla casa si paga meno. Su una renta fino a 300 euro non si pagava, non si paga; su una renta fino a 500 euro si pagava 136, si paga 18, su una renta fino a 600 euro si pagava 203, si paga 201, su una renta fino a 700 euro si pagava 270, si paga 235. Quindi è un assunto in linea con quanto accadeva nel 2012. Allora, le proposte vanno sempre contestualizzate nel momento in cui si esprimono. Ricordo che lei c'era, Assessore Baldo, quando io ero all'opposizione, poi non c'era quando ero in maggioranza, torna quando io sono all'opposizione. Quindi ci vediamo quando io sono all'opposizione. E ricordo che nella consigliatura 2004-2009 io ho cercato di tradurre le proposte in emendamenti al bilancio. 3 sessioni consecutive ho presentato gli emendamenti, perché ricordo a tutti che presentare un emendamento significa farne superare il vaglio del parere di regolarità tecnica, del parere del revisore, nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica. Lei non c'era nella consigliatura precedente, dove eravamo maggioranza, mai un emendamento è stato presentato dal gruppo di opposizione che traducesse la sua politica in termini cosiddetti più articolati dal punto di vista dell'equità.
Quindi sentirmi criticare per il fatto che tocco una leva che in altri momenti non ho toccato perché ritenevo che l'articolazione della fiscalità locale potesse comunque consolidare un determinato assetto, ciò non significa che se dall'altra parte fossero arrivate delle proposte formali, magari ne avremmo anche discusso. E in 5 anni, 5 bilanci, nessuna proposta politica, amministrativa del gruppo Ponzano-Corniero si è tradotta in un emendamento. Dico Ponzano-Corniero perché l'opposizione era solo Ponzano. E quindi il fatto di dire contribuiamo alla discussione è perché comunque in questo particolare momento, reduci da una competizione elettorale molto particolare, comunque abbiamo il dovere di dire quale sarebbe stata la nostra linea. A parità di manovra, perché non abbiamo messo in discussione, non potendolo fare, i vincoli di bilancio. Siamo tenuti a garantire e preservare gli equilibri. L'aliquota che abbiamo proposto, che oggi è 0,5 per tutti, va dallo 0,6, la prima fascia, lo 0,65, 0,7, 0,75 e 0,8. Quindi chi non pagava sostanzialmente IMU del 2012, non paga la TASI del 2014, ma è tenuto a concorrere perché avrebbe concorso rispetto alla vostra proposta con la TASI in misura significativa, perché se la nostra non è una proposta equa, mi chiedo come fai se è una proposta equa del 2,2 per mille per tutti senza detrazioni. E nella vostra prima proposta c'era più equità, perché quantomeno avevate messo un'aliquota più alta del 2,5, ma con detrazioni progressive. Quindi avevate previsto 2,5 per 1000 con 100 euro di detrazione fino a 500 euro, 2,5 per 1000 con detrazione di 50 euro da 500-700 euro di rendita, e sopra i 700 euro di rendita nessuna detrazione. Avete tolto quella, abbassato l'aliquota e tolto le detrazioni, perché chiaramente se alzo l'aliquota posso usare le detrazioni, se abbasso l'aliquota le detrazioni non sono gestibili. E quindi dico, come fa a pagare di più chi è di meno quando con la TASI si becca in pieno il 2,2 per 1000 e lei non sa che ricchezza c'è dentro quella residenza. Quantomeno lo sforzo che abbiamo fatto noi è dire teniamo conto della ricchezza, se no indipendentemente dalla ricchezza dichiarata paga di più. Però mi sembra che indipendentemente da quanto si dichiari, e poi dico, chiaro che i redditi sono accertati dall'amministrazione finanziaria, però non posso fare il processo allo Stato quando lo facciamo già politicamente tutti i giorni. Ma prendo atto che comunque c'è un livello di base imponibile che si è allargato, ci sono stati strumenti, tra gli studi di settore, redditometro e altri strumenti, e comunque qualche risultato l'hanno dato. Però non è quello lo strumento va sui grandi evasori, e se vogliono andare a controllare vadano, perché gli strumenti li hanno, senza fare grandi show e spettacoli a Cortina o in altre, vadano a controllare e vedano, perché se trovano uno con la Lamborghini Diablo o è un grande evasore, oppure devono anche applaudirlo perché ha pagato 150.000 euro di IVA su quella macchina e ci consuma il resto. Delle due l'una, o uno ci può andare ed è un onesto contribuente e paga centinaia di migliaia di euro di tasse, oppure uno che fa preso e per evasione, messo. Non è che ci possono essere dimensioni così spettacolari quando recuperano un euro. Detto questo, tornando ai nostri contribuenti, l'aspetto della ricchezza non l'avete toccato, la ricchezza dichiarata, avete deciso toccarlo perché riteniamo che la rendita catastale è un grande limite, non riflette niente, non riflette una ricchezza, riflette un reddito figurativo, che tra l'altro abbiamo noi come paese, non è neanche in tutta Europa, quando si parla di Europa, in alcuni paesi non esiste questa formula figurativa, cioè o quel cespite fa reddito o non lo fa, da noi c'è questa rendita catastale. E abbiamo cercato di far incidere meno questa rendita, non potevamo azzerarla perché non avevamo le possibilità e le leve per azzerarla, abbiamo cercato di mettere in campo quello che è il reddito, che riteniamo essere una misura sicuramente più significativa della ricchezza espressa. E quindi, da questo punto di vista, riteniamo di aver cercato di contribuire a tutto. Non ho sentito la risposta sul progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, pazienza, o se sono stato distratto, assolutamente mi scusi. Ha detto che va bene, quindi va bene. E invece sul bilancio
c'è la parte legata alla PPS che non avete toccato e volevo capire quali fossero, ancora sarebbe prematuro fare sicuramente un certo tipo di affermazione, ma capire se tutto sommato sono passati quanti? 60 giorni, credo che un pensiero politico-amministrativo ci fosse, perché nel triennale mi si dice a un certo punto, da un punto di vista tecnico, scompare il trasferimento alla PPS, se scompare solo dal punto di vista tecnico bene, se scompare dal punto di vista politico vuol dire che si pensa di sciogliere questa società o si pensa di fare qualcos'altro. Penso che la PPS vada affrontata, quantomeno se lo ritiene, perché è una parte importante del bilancio consolidato. Il bilancio comunale con la PPS vale 6 milioni e 800 mila euro. Il bilancio comunale senza PPS vale 6 milioni. E ricordo a beneficio di tutti che il 30% del bilancio comunale va per il personale e il 10% va per l'ammontamento dei mutui degli investimenti. Quindi ha un cespite importante, strategico, che noi abbiamo comunque cercato di valorizzare. Ricordo che nasce nel 2007 con l'amministrazione Niero e che viene poi nel corso del tempo arricchito di funzioni per cercare di dare equilibrio anche a quel bilancio, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista finanziario. È importante capire quella partecipata al 100% in comune, se è già entrata nella vostra valutazione. Non so, c'è tempo, voglio dire, non è questo il punto, però nel bilancio a un certo punto si azzera. Quindi riteniamo di aver avuto il coraggio, perché sarebbe stato molto più semplice venire qui e contrastare sulla base di affermazioni senza numeri un certo tipo di proposta. Abbiamo voluto fare uno sforzo perché riteniamo sia doveroso da parte di chi comunque rappresenta i cittadini tanto tempo, secondo una determinata coerenza, secondo una determinata linea politica, secondo una determinata linea amministrativa. Non temiamo il confronto e sicuramente cercare di attaccare in modo scomposto l'opposizione credo non sia un buon servizio alle istituzioni. È parte della politica. Quella politica io ho già replicato, quindi probabilmente domani saremo già belli sulla stampa locale con i nostri faccioni da bersaglio e faremo quella parte. No, la parte amministrativa non sicuramente accetta il fatto di non entrare nel merito. Siamo entrati nel merito, crediamo di aver fatto una proposta equilibrata con gli strumenti che avevamo a disposizione. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Bene. Sì, volevo sottolineare alcuni aspetti al di là della generalità della questione. Riprendo un attimo dove mi avevate interrotto prima, ribadendo il fatto, e mi sorprendo molto, signor Sindaco, che si sia espresso in un determinato modo nel momento in cui all'interno del vostro documento programmatico vi riferite esplicitamente, diciamo, di aderire come codice di condotta alla Carta di Pisa. Questa carta che adesso non so quanti di voi a questo punto abbiano letto e soprattutto se da qualcuno di voi è stata sottoscritta, perché in qualche modo è un codice vincolante su cui deve esserci una delibera, se non di giunta, un consiglio, comunque un atto, se non altro formale. Ecco, questa Carta di Pisa nello specifico parla di bilancio sociale, quello che a sua detta non è assolutamente indispensabile. Magari non parla di PEG, ovviamente, ma se lo sappiamo qual è questo strumento, immagino che si sappia perfettamente cosa significa questo strumento strategico. Okay? E soprattutto un intervento che mi si permetta in questa sede, parlando di fasce, ovviamente questa sera abbiamo parlato di varie fasce che sono più o meno inerenti, che potrebbero colpire ma in vario modo, diciamo, della popolazione. Ecco, quella che magari è sfuggita all'attenzione è la fascia del sindaco nuova,
ok, che è stata messa in bilancio per un esiguo valore di 170 euro e passa. Forse allora a questo punto c'è da chiedersi se sulle piccole cose, come sulle grandi, allora le cose possono funzionare, perché da che io so e che ne sono assolutamente certo è che nel comune di Ponzano Veneto c'è l'eccellenza per quanto riguarda la sartoria. Ecco, questo soltanto, per cui se magari mi si dice che i precedenti responsabili amministratori erano leggermente più alti, tengo a sottolineare che c'era anche un Giorgio Massolini, sindaco, che più o meno aveva la sua altezza. Grazie. Grazie consigliere. Voglio informarla che stiamo provvedendo anche per l'acquisto delle fasce locali. Ci sarà un'interventi. La replica all'assessore. Due passaggi. Innanzitutto il bilancio sociale credo che sia un elemento fondante e fondamentale, credo che sarà un elemento che terremo debitamente in considerazione, anzi staremo particolarmente a costruirlo anche con le parti sociali con cui intendiamo intraprendere un dialogo di costruzione anche sul bilancio preventivo 2015, che sarà il nostro vero bilancio, perché di fatto su questo le tempistiche che vi ho detto all'inizio certamente hanno in parte condizionato anche la possibilità di aprire ad una partecipazione, anche se alcune consultazioni comunque con le parti sociali ci sono state. Sulla questione Tasi e detrazioni scaglioni non mi addentro ulteriormente, sta di fatto che nel momento in cui si dice che si applica una detrazione di 150 euro secca per le abitazioni in relazione alla rendita catastale, di fatto non si andrebbe a vedere qual è il reale reddito della persona che abita quell'edificio. Quindi di fatto si va a utilizzare una risorsa per andare in detrazione e soltanto a quelli che hanno una rendita fino a 500 e niente per quelli che hanno una rendita di 501, che di fatto a nostro avviso comporta comunque un elemento di minore equità sociale rispetto a questo. Però tant'è vero che è vero, noi avevamo inizialmente fatto un'ipotesi a 2,5 con delle detrazioni e che comunque è una detrazione a scaglioni, poi di fatto abbiamo riflettuto proprio su questo, sul fatto che si vanno ad utilizzare delle risorse per delle detrazioni senza poter incrociare il dato sul reddito di chi abita in quell'edificio. Quindi di fatto poi si è optato per un abbassamento della quota Tasi e una linearità della detrazione rispetto a questo. Ritorno sulla questione bilancio sociale, credo che sia un elemento assolutamente fondamentale, credo che il bilancio 2015 e la discussione sul bilancio 2015 dal nostro punto di vista sarà sicuramente aperta a tutti. Consigliere Nardin, io apprezzo comunque il fatto che sia stato fatto uno sforzo di proposta, di una proposta alternativa, l'abbiamo anche considerata, ma abbiamo ritenuto che non fosse in questo senso applicabile e che non fosse applicabile in questa situazione, in questo contesto. Non precludiamo pertanto sul bilancio 2015 una discussione la più ampia possibile sia con le parti sociali sia con chi rappresenta la quota parte di cittadini che non ci ha eletti ma che ha comunque mandato a voi in rappresentanza qui in Consiglio Comunale.
ha comunque sostenuto posizioni diverse. Credo che su questo lo stile del Consiglio comunale sarà quello della massima apertura possibile, avendo realisti tempi tecnici rispetto a questo. Mi fermo qui. Grazie, Assessore. Grazie Presidente, solo due considerazioni che mi sono venute in mente durante l'ascolto degli altri interventi. Il consigliere Nardini all'inizio ha detto che come comune contribuiamo tramite l'IRPEF con 40-45 milioni di euro all'anno, ma che ce ne tornano praticamente zero. Quindi noi andiamo ad aumentare l'aliquota dell'IRPEF per farci tornare che cosa ancora zero sostanzialmente questo. E un'altra considerazione, quando ero seduta al suo posto, lei propone di aumentare l'IRPEF oggi, ma non l'ha fatto negli ultimi 5 anni, come è stato sottolineato, ma non l'ha fatto soprattutto quando ha proposto le aliquote IMU nel 2012, portando le abitazioni non adibite all'abitazione principale a un'aliquota del 9 per 1000. E noi avevamo detto questo, perché non ha proposto lì la variazione IRPEF? E poi le faccio anche un'altra domanda, ma non serve che mi risponda. No, non serve perché la so. E un'altra domanda le faccio, perché visto che questa sera è stato così attaccato a questa IRPEF, non ha mai aderito al movimento dei sindaci che proponevano il 20% dell'aliquota IRPEF che restasse in carico ai comuni, pur sollecitato più volte dall'allora opposizione? Non serve che mi risponda anche adesso. Non serve che mi risponda. In merito alla fascia, io credo che un sindaco debba essere il rappresentante dell'amministrazione comunale dei cittadini. E un sindaco, secondo me, deve anche avere un certo decoro. Andare in giro con una fascia che mi arriva al ginocchio non mi pare sia una cosa molto bella da mostrarsi in giro. E le rigiro un'altra risposta. Lei ha contato quante fasce dei consiglieri comunali che ci sono dentro gli armadi del comune e quante volte quelle fasce vengono utilizzate? Non può rispondere. Grazie. Democrazia. Continuiamo la discussione. Sono stati presentati 4 emendamenti. Tutti e 4 hanno avuto il parere tecnico contabile da parte del capo dipartimento Antonella Calegari e da revisore di punti, pertanto i 4 ammissibili. Pregherei, tornando al punto 4, se consigliere Nardini vuole illustrare il suo emendamento. No. La discussione era su tutto, si va a votare. Gli emendamenti si votano. Siete d'accordo? Votiamo l'emendamento presentato al punto 4 del consigliere Nardini. Chi è favorevole? Chi è favorevole all'accettazione di questo emendamento è pregato di alzare la mano. Non è chiaro. Andiamo a votare gli emendamenti. Andiamo a votare gli emendamenti proposti, se vengono accettati o meno, perché sono parte integrante al punto d'ordine del giorno, diventano parte integrante al punto d'ordine del giorno, devono essere votati. La dichiarazione di voto dopo questa. Alla fine facciamo la dichiarazione di voto. Quindi solo l'emendamento. Adesso votiamo il punto 4. L'emendamento proposto dal consigliere Nardini al punto 4. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
Un astenuto. Prego, consigliere Biondo si astiene. Poi passiamo all'emendamento proposto sempre del consigliere Nardini al punto 5 all'ordine del giorno. Punto 5. Chi è favorevole? Pregato di alzare la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Consigliere Biondo si astiene. Al punto 6 sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del signor sindaco Mario Bianchi e il secondo da parte del consigliere Nardini. Allora, passiamo alla votazione da parte dell'emendamento presentato dal sindaco Mario Bianchi. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 5. Chi si astiene? Nessuno. Adesso passiamo alla votazione dell'emendamento presentato sempre al punto 6 del consigliere Nardini. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto, consigliere Biondo. Adesso io dichiaro conclusa la discussione. Passerei alla votazione, alla dichiarazione di voto. Prego i gruppi come gruppi a configurare la dichiarazione di voto. Consigliere Nardini. Sì, grazie Presidente. Posso rispondere a Sina? La perfezione è nemica del bene, nel senso che non è che da questo prospetto si ritenga di avere sempre la soluzione ideale. Cerca di essere pragmatici e di fare delle proposte che in quel momento si ritiene siano delle proposte da attuare. Comunque complessivamente abbiamo potuto vedere che l'impostazione tracciata per quanto riguarda determinate politiche di spesa conferma una continuità sul lavoro in primis, perché nelle missioni e nei programmi ci sono quelle politiche indispensabili per il lavoro e l'inserimento lavorativo che sono una priorità assoluta. C'è la continuità dell'intervento nelle scuole, sulle scuole dell'infanzia, eccetera. Quindi sulle politiche di spesa abbiamo potuto vedere una continuità. Vero, siamo a luglio, il primo banco di prova oggi era un banco di prova per quanto riguarda la fiscalità locale, banco di prova importante che comunque sia ha visto confrontarsi due impostazioni diverse, peraltro sono due impostazioni strategicamente diverse. Quindi la nostra parte l'abbiamo fatta e una vera apertura sarebbe stato un voto sicuramente di astensione, perché un voto di astensione non faceva passare l'emendamento, ma era un voto di apertura, e da questa parte ci sarebbe stata magari la stessa identica apertura sul bilancio. È stato un voto di chiusura sull'emendamento, nonostante le affermazioni dell'assessore alle finanze, e quindi da questa parte non ci può essere un voto di astensione, ma chiaramente un voto contrario. Perché i voti di astensione non facevano passare l'emendamento, ma sarebbe stato un voto comunque sarebbe stato coerente con determinate affermazioni, non lo è stato. Di che attenderemo il prossimo banco di prova, sarà il bilancio 2015-2017, sul quale verificheremo i punti di contro. Dice qualcuno, sono più i punti, qualcuno piuttosto quello che ci divide, non lo so. Sta di fatto che questa sera c'era questa attenzione da parte nostra, pertanto il vostro voto sarà contrario per le premesse dell'intervento. Grazie consigliere Nardini. Altri interventi in gruppo? Consigliere Paseggio. Signor Presidente, non potendo rispondere
volevo solo spiegare che Franco D'Alcol voleva solo suggerire la prossima volta di utilizzare magari le associazioni come Emilio Bollini, dove ci sono brave sarte che magari con 5 euro potevano tagliare e cucire la fascia. Era solo questo un suggerimento. Poi è vero che il sindaco deve essere ben rappresentante e rappresentato, quindi la fascia nuova serviva perché magari ce ne sono solo 2, però era solo una nota. Poi l'educazione voleva dire anche rispondere, ma evidentemente lo fa il capogruppo. Questa sera siamo chiamati ad approvare il nuovo bilancio di previsione armonizzato e il documento unico di programmazione cose nuove. Questa amministrazione ha sperimentato tra pochi comuni d'Italia questo modello nuovo. Il prossimo anno tutta Italia agirà con questo nuovo sistema all'italiana, quindi ci sono le regole fisse, i soldi invece dello Stato centrale non ci sono, perché lo Stato li mette, poi li toglie, poi li rimette, quindi chiunque amministra deve essere bravo, perché mette in bilancio certe cose, poi legge la Gazzetta Ufficiale e scopre che certe cose sono cambiate. A tal proposito voglio ringraziare qui presente il ragioniere, capo dipartimento finanze, Lorenzo Callegari, che in questi anni ci ha aiutato a comprendere quali erano le difficoltà, perché gli amministratori arrivano da un mondo particolare, arrivano qui e scoprono che il mondo è diverso, le regole non sono regole, i numeri possono variare, perché se qualcun altro li cambia lo fa senza avvisare e anche senza regole. Ci ha aiutato a crescere e ringrazio anche il suggerimento che lui ha posto e che l'amministrazione mi pare abbia aderito, è quello di fare un corso anche ai consiglieri, perché abbiamo tutti necessità di comprendere come sono le nuove regole. Queste nuove regole si basano sostanzialmente su ciò che arriva dallo Stato centrale e su ciò che arriva dalle nostre tasche. Ci dispiace che non sia stato accolto l'emendamento del consigliere Nardin, in quanto ritenevamo utile che chi avesse di più desse di più e chi aveva già fatto sacrifici per la casa magari fosse colpito di meno, ma evidentemente abbiamo anche punti di vista diversi, partenze diverse. Ci dispiace anche che in alcune manifestazioni pubbliche si vada a dire che non ci sono soldi, che abbiamo speso tutto, e in verità è anche difficile farlo, perché non avendo avuto un bilancio, ma vivendo di dodicesimi, potevamo spendere solo ciò che era previsto per quel mese. Quindi, ritorno alla figura del ragioniere, se lui non firma non si paga, se non si paga non si facevano spese. Quindi se a gennaio, se avevo 1000 diviso 12 fa 100, a gennaio si spendeva 100, non si impegnavano tutti i soldi. È pur vero che poi alcune attività è chiaro che l'amministrazione le deve programmare. E come siamo noi arrivati 5 anni fa, ci siamo trovati delle cose fatte e abbiamo anche esaudite e viceversa. Quindi credo che alcune affermazioni rese anche pubbliche in alcune manifestazioni non siano corrette. Poi vabbè, propaganda elettorale non sarà per questi 5 anni, quindi l'abbiamo fatto noi, lo avete fatto voi, ma era giusto chiarire. Il nostro voto è contrario perché non riteniamo corretto la maniera di sostentamento di questo bilancio per le ragioni non certe per me. E ci auguriamo che nei prossimi mesi si possa collaborare per un bilancio sociale costruttivo, in quanto riteniamo che questo periodo storico sia veramente difficile e tutte le parti, comprese quelle dell'opposizione che rappresentano comunque una parte importante della popolazione, possa essere una parte attiva e anche propositiva. Ripeto, il nostro voto sarà contrario. Grazie consigliere Baseggio, attenzione di voto. Sì, io ho bisogno di un chiarimento. Noi adesso andiamo a fare una dichiarazione di voto sul bilancio, ovvero sul punto 6. Oppure tutti assieme. Complessivamente, no, è rimasta 4, 5, 6. Poi si voterà la dichiarazione di voto è complessiva. Complessiva poi. Sì, per quanto riguarda posso dire una volta letto, riletto il bilancio, legati, che vista la mia posizione, visto che io non ero all'interno di questo consiglio comunale,
confrontati, diciamo, con il Consiglio, con la realtà del Consiglio, della politica locale, da anni, che sono sanità relativamente di recente. Io ritengo per correttezza nei confronti di tutti, nei confronti anche delle buone, insomma, la mia correttezza, di astenermi, perché ci sono degli elementi che mi convincono per quanto riguarda la spesa del sociale, e ci sono altri elementi che vorrei anche approfondire proprio perché non ho avuto il tempo e il modo di stare la mole, la tempistica, di documenti, la tempistica a disposizione, di andare a comprendere bene alcune voci. Dunque, la mia dichiarazione di voto è di discussione. Grazie, consigliere Biondo. Altre dichiarazioni di voto? Assessore Toni. Sì, vorrei iniziare ricordando a tutti i presenti che questo non è il nostro bilancio, ma è il bilancio dell'amministrazione precedente. Era compito dell'amministrazione precedente portare in approvazione questo bilancio, visto che ormai siamo quasi a fine anno. In particolare appunto un bilancio che per 7/12 si riferisce alle spese dell'amministrazione precedente. Il nostro sarà il bilancio nel prossimo anno, questo è stato condizionato in maniera forte dalle decisioni prese, dalle spese già fatte o impegnate dall'amministrazione precedente, quindi il margine di manovra nostro era estremamente limitato. Nonostante questo abbiamo ritenuto di mantenere tutti gli impegni presi in precedenza per quanto era possibile, anche per non, diciamo, cambiare le carte in tavola in corsa ai vari attori che erano coinvolti. Un'altra considerazione che vorrei fare riguarda il fatto che si tratta appunto di un bilancio sperimentale, un bilancio analizzato, che sarà obbligatorio per tutti. Era sperimentale per noi, per gli uffici, per tutti quanti, quindi è stato difficile cimentarsi, diciamo, in 20 giorni con una cosa nuova per noi, per il ragioniere, per tutti quanti ci hanno lavorato, quindi in realtà i giorni materiali da quando siamo entrati in amministrazione fino a quando abbiamo potuto presentarlo ai revisori erano 20 alla fine. Capisce che voi, diceva il consigliere Biondo, la mole di dati e la difficoltà anche di cimentarsi con uno strumento nuovo è notevole. Inoltre, sì, ricordo che appunto questo non è il nostro bilancio. Abbiamo inoltre voluto mantenere lo standard di tutti i servizi comunali allo stesso livello del periodo precedente, cercando di non aumentare le tariffe e di avere, se possibile, sempre una maggiore attenzione alle situazioni di disagio e di difficoltà. A tal proposito, come diceva già in precedenza l'assessore Valle, è stato istituito un fondo proprio per agevolare le persone che si trovano in difficoltà nel pagare ad esempio i tributi locali. Adesso andremo esattamente a capire come far funzionare questo fondo. Un'altra cosa che mi preme dire, mi domandavo come mai, viste tutte queste proposte, emendamenti migliorativi di equità, come mai l'amministrazione precedente non ha provveduto essa stessa ad approvare il bilancio, a stabilire le aliquote delle tariffe. Perché ora tutte questi buoni propositi, diciamo che ovviamente per tutte queste considerazioni fatte fin qui, il voto della maggioranza ovviamente è un voto favorevole. Grazie, assessore Toni. Prima di passare alla votazione, volevo anch'io ringraziare il capo del dipartimento, il signor Calegari, e le autorità dei fondi per lavorato, per la loro presenza stasera per la loro Grazie. Adesso io passerei alla votazione al quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per disciplina dell'imposta pubblica comunale di Ustica. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.
Chi è contrario? Chi si astiene? Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti. Grazie. Passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, approvazione aliquote e relazioni per l'anno 2014 dell'imposta unica comunale IVA, delle componenti dell'imposta municipale propria IVA, tutto per i servizi di visibilità. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrario? Chi si astiene? Nessuno. Immediata eseguibilità del gesto. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Chi è contrario? Il primo contrario. Per darmi immediata eseguibilità. Chi si astiene? 5 astenuti. Grazie. Passiamo al punto 6 all'ordine del giorno con integrazione dell'emendamento presentato ed approvato da parte del signor Sindaco Maledetti. Questo emendamento integra punto 6 all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione armonizzato 2014-2016, unico, programmazione del 2014-2016 e 2015-2017, decreto legge 118 del 2011. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Diamo l'immediata esecutività perché questo approvazione del bilancio. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti. Grazie. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, atto di indirizzo in merito all'istituzione presso il Comune di Treviso di una sezione unica appaltante. Prego, signor Sindaco. Sì, quello che si va adesso ad approvare sono semplicemente due atti di indirizzo in merito appunto all'istituzione della stazione unica appaltante, che era molto semplice sua, la quale era già prevista dalla normativa del 2006 contenuta appunto nel decreto legislativo, quello sui contratti dei contratti pubblici, del decreto legislativo 163 del 2006, ma che dal 2006 appunto non era mai stata data spinta a questo fino al 2011, diciamo che nel 2014, quando era stata imposta una scadenza. Cioè entro il 30 giugno bisognava dare seguito appunto all'istituzione della stazione unica appaltante. In particolare, leggo semplicemente quello che è riportato anche nella proposta di delibera del Consiglio, veniva previsto e viene tuttora previsto che i comuni non capoluoghi di provincia devono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito dell'unione dei comuni, di cui è l'articolo 32 del decreto legislativo numero 267 del 2000, ove esistenti appunto, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge numero 56 del 2014. In alternativa gli stessi comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dal Consip o da altri soggetti aggregatori di riferimento. Allora, anche questa è stata una spinta abbastanza pesante che ci è capitata addosso a partire dal 26 maggio. Nel senso che con una scadenza così stretta del 30 giugno abbiamo dovuto affrontare assieme anche ad altri comuni questo annoso problema, perché appunto era in scadenza. Ci siamo ritrovati con alcuni sindaci, anche loro, in particolare che ne ho eletti, a dire cosa facciamo, cosa non facciamo. E abbiamo chiesto ad un comune capoluogo, quale Treviso, che non era tenuto per normativa a far parte appunto di costituire la stazione unica appaltante, se metteva a disposizione le competenze dei suoi uffici a servizio degli altri comuni. Questo per una duplice valenza: uno perché venissero garantite comunque delle elevate professionalità da parte degli uffici, quindi delle competenze da parte di quelli che sono le risorse, diciamo, umane, le risorse anche strumentali
del Comune di Treviso, sia anche per dare inizio a quello che è una sorta di collaborazione che si vuole dare impulso e dare forza con appunto i comuni limitrofi e i comuni vicini. Quindi la valenza era duplice. L'istituzione della stazione unica appaltante ha degli obiettivi che la normativa stessa pone. In particolare assicurare un'azione amministrativa più snella e tempestiva, perché appunto se all'interno di una struttura c'è una struttura stessa che si perfeziona proprio per redigere quelli che sono alla fine dei bandi di servizio oppure delle gare d'appalto, quindi si snellisce e si riducono anche i tempi di intervento. Una progressiva semplificazione degli adempimenti delle procedure, perché chiaramente maggiore è la forza, diciamo, di queste enti, maggiore è la competenza e più semplici e più veloci risultano ad essere quelli che sono gli adempimenti. Una spiegabile riduzione del contenzioso, sempre anche questa legata quindi al grado di perfezionamento della sezione unica appaltante, che quindi specializzandosi in questo settore non fa altro che ridurre quelle che possono essere le cause di contenzioso da parte dei soggetti terzi. E in prospettiva quindi razionalizzare anche quelli che sono gli acquisti, traendo beneficio dalle economie di scala, nel senso che più comuni concorrono all'istituzione di una stessa gara di servizio, di una stessa gara, e maggior peso possono avere all'interno del mercato stesso. E quindi pesare di più, contare di più ed avere appunto delle economie di scala. Detto questo, qualcuno potrà obiettare perché non si è andati con la provincia, perché anche la provincia si era posta e ce la siamo posta anche noi come comune e come comuni, diciamo, in un'assemblea di sindaci. Era sostanzialmente la risposta di non andare con la provincia era legata essenzialmente ad alcuni aspetti. Uno, la provincia ci ha proposto una convenzione o questa o niente, non si va in discussione. Invece quella che noi andiamo quindi a individuare, eccetera, è ampiamente discussa sia a livello, diciamo, di sindaci, sia con i tecnici che fanno parte di questi comuni, per cui ci sono già stati degli incontri sia tra sindaci, ma sia tra sindaci e tecnici appunto che operano effettivamente all'interno della struttura. Un'altra cosa poi, dal 2016 effettivamente non sappiamo che fine faranno le province, per cui anche questo rimane come un'incognita abbastanza forte e risposte in merito non ci sono date. Un'altra cosa era appunto anche il metodo che ci è stato dato appunto e nella convenzione che la provincia proponeva non c'era un termine per l'espletamento delle gare, quindi non veniva indicato quanto tempo gli uffici provinciali ci mettevano dopo la richiesta che veniva fatta dal comune ad espletare e a quindi licenziare una gara. I contenuti poi di quello che deve fare la stazione unica appaltante non sono tanto discrezionali, perché il decreto del 2011 li indica già, quindi si tratta soltanto di darne applicazione. Quello che si va oggi appunto a mettere al voto sono le linee guida, cioè la filosofia che deve sottendere questo accordo, questa convenzione che si va a fare con gli uffici di Treviso assieme, diciamo, agli altri comuni. Per dovere di cronaca di elenco, appena vi trovo, in pazienza, quelli che sono i comuni che si sono attivati verso questa direzione. Un attimo solo. I comuni che hanno e che portano in consiglio questa stessa delibera sono i comuni di Carbonera, Casier, Mogliano, Monastier, Ponzano, Povegliano, Preganziolo, San Biagio di Vallalta, Silea e Villalba. Per cui tutti questi hanno trovato un'intesa comune verso, diciamo, Treviso. C'è da dire anche per onor del vero che, come succede spesso, siamo in paese delle proroghe, visto appunto il fatto che tanti comuni si trovavano con questa situazione di disagio dopo le elezioni, c'è stata una proroga che è stata dilazionata in questi termini. 30 giugno 2015 per quanto riguarda le gare di servizio, invece 31 dicembre per quanto riguarda gli appalti pubblici. C'è da dire comunque che noi, d'accordo con i sindaci, vogliamo dare inizio subito a questo strumento perché lo riteniamo importante
lo riteniamo fondamentale anche per iniziare proprio un dialogo che sia fattivo e costruttivo con i comuni vicini. Le linee guida sono indicate in delibera e dicono sostanzialmente questo, che il funzionamento della stazione unica appaltante, istituito presso il comune di Treviso, avrà un funzionamento che sarà definito in una specifica convenzione, nel rispetto delle norme e delle leggi in premessa citate, cioè in tutto quello che vi ho detto io adesso, ovvero che la stazione unica appaltante è definita per normativa, che regoli appunto anche i rapporti tra gli associati. I servizi erogati dalla stazione unica appaltante, essendo obbligatori per disposizioni di legge, non possono determinare un vantaggio economico per alcuno degli enti sottoscrittori. Pertanto il rimborso dei costi della spesa sostenuti saranno ripartiti tra i comuni convenzionati, secondo criteri oggettivi previsti nella convenzione medesima, in base al principio dell'economicità della pubblica amministrazione. Sostanzialmente questo vuol dire che se Treviso mette a disposizione del personale suo, i comuni concorreranno soltanto con un ristoro di spesa. Quindi non ci sarà guadagno da parte, non avrà quindi disponibilità di risorse finanziarie proprie, ma i comuni parteciperanno soltanto con un ristoro delle spese dovute. La convenzione è ancora in fase di studio di dettaglio, ma è già prevista una contabilità diversa, nel senso separata per quanto riguarda la sua, in modo tale appunto da rendicontare in maniera precisa quelle che sono le spese effettivamente sostenute dai singoli comuni. Grazie signor Sindaco, è aperta la discussione, se ci sono interventi considerati. Sì, grazie Presidente. Come direbbe la nostra collega Grillina, si poteva anzi per accelerare in modo così significativo queste stazioni unica appaltanti, che devono trovare assolutamente compatibilità con l'attuale assetto comunque del codice dei contratti pubblici, che è stato sostanzialmente, a mio avviso, integrato in questa nuova previsione. Da parte abbiamo una disciplina che regolamenta lavori, servizi, forniture con affidamento diretto, licitazione privata, 500.000 euro, milioni, eccetera, sulla quale noi siamo stati sempre estremamente attenti, anche perché noi abbiamo un'articolazione particolare con la nostra società partecipata, attraverso la quale gestiamo sia la realizzazione delle opere pubbliche sul mandato senza rappresentanza del comune, sia tutta la parte delle manutenzioni del patrimonio. E una delle affermazioni forti che abbiamo anche confermato durante la competizione elettorale, ma che non facevano altro che consolidare una determinata linea politico-amministrativa, era quella degli appalti a chilometri zero. Appalti a chilometri zero non è una versione, voglio dire, virtuale, è stata una versione attuata dall'amministrazione precedente, che ha cercato, nel rispetto chiaramente del codice dei contratti pubblici, nel rispetto del principio di rotazione, nel rispetto di tutti i principi di trasparenza della giudicazione dei lavori, di fare in modo che questi lavori venissero realizzati da imprese del comune. Solo lavori, ma anche servizi, forniture. E questo, diciamo che ci è riuscito in grande prevalenza, non integralmente, ma è stata una linea amministrativa voluta. Ora, noi confidiamo che si possa salvaguardare questo aspetto, perché tra l'altro poi questa norma prima era solo per i comuni sotto i 5.000, poi è stata rivista recentemente e era aperta anche per i comuni sotto i 5.000, ma la cui ricaduta è tutta da verificare, perché come doveva essere quella della Consip, poi dovevi collegarti a una convenzione attiva, salvo poi dimostrare che le caratteristiche di quel lotto attivo non avevano le qualità e gli standard per poter reggere comunque le tue esigenze. Un esempio famoso erano i pannolini, cioè, li usavi 3 volte e costavano meno, ma li usavi 3 volte. Per forza. A quel punto dimostravi qualitativamente che è bella quella convenzione, ma sostanzialmente alla fine costava di più. Non parlare della carta, andiamo anche sulle cose semplici, carta da fotocopie,
e altre cose. Poi sono arrivati col MEPA, qua è un'altra partita che qua commercianti e artigiani attrezzatevi, se no siete fuori, se non vi accreditate in breve sulla piattaforma telematica non siete più, tra virgolette, riconoscibili, e anche se da qua a là io ti vedo come amministrazione comunale, di fatto non ci sei. Quindi il comune un grande invito a farsi parte diligente per dare supporto ai nostri piccoli artigiani, eccetera, affinché siano accreditabili su questa piattaforma, siano quindi riconoscibili e siano censibili per poter essere selezionabili. Ragazzi, stasera. E poi su Treviso. Se gli uffici di supporto di Treviso sono quelli che hanno dato supporto all'assessore al bilancio per la Tasi, sono molto preoccupati. Ma molto preoccupati. Perché c'è stato un grande imbarazzo che non possiamo ricondurre solo all'assessore comune di Treviso, ma che sicuramente sono quelli i momenti in cui le strutture di supporto riescono a fare in modo che l'amministratore o l'amministrazione sia in grado di valutare attentamente quello che può essere l'impatto di una determinata iniziativa di ordine tecnico. Chi non lo sapesse, chi non l'ha letto, sono stati mandati tutti i bollettini in bianco, poi hanno fatto i bollettini in bianco, poi pagano quelli del latte, no, voi altri non dovete pagare, non potete pagare, neanche per voi. Questa è una parte tecnica importante, cioè, capisco che c'è la grande Treviso, ma questa è una cosa strategica, qua ha a che fare con procedure. Mi auguro che se questo dovesse essere, insomma, ci siano strutture di supporto, tutto sommato, che siano in linea con le aspettative. Però la grande raccomandazione, la grande preoccupazione è che effettivamente poi ci siano riscontri positivi, perché posso comprendere i piccoli comuni che tra l'altro dovevano aggregare le 6 funzioni fondamentali, stiamo ancora aspettando. Dovevano esserci le fusioni, che stiamo ancora aspettando, sia fredde che calde. Insomma, alla fine della fiera tutto doveva andare in una certa direzione, salvo poi rendersi conto che c'erano affidamenti diretti per miliardi di euro poco distanti da noi. Quindi dico, più riusciamo a salvaguardare, pur andando a verificare questa procedura che in una certa misura dobbiamo comunque esplorare, però facciamo in modo di capire come funziona quel codice dei contratti pubblici, come si integra, perché è una cosa fondamentale. Oggi siamo in una condizione anche particolare nella società nostra partecipata, perché prima c'era il gruppo, adesso c'è un gruppo che non è un gruppo, nel senso che dovrebbe fare un amministratore unico ma lo affiderebbe all'esterno, però al di là di questo gli appalti a chilometri zero per noi non sono solo una battuta o uno slogan, sono stati l'azione amministrativa nei precedenti 5 anni. Potete andare a vedere chi si è aggiudicato gli appalti di lavoro, chi si è aggiudicato le forniture, sempre cercando di creare quella competizione, parità di standard all'interno del territorio e cercando anche di allargarci sul territorio, ma cercando sempre di mantenere il più possibile quel principio, le risorse del nostro territorio, cerchiamo di fare in modo che ricadano sul territorio. Anche perché, considerati i tempi e i momenti che attraversiamo, tutti hanno certe esigenze, se riusciamo a soddisfarle a casa nostra, penso che stiamo tutti un po' meglio. Grazie consigliere Nardini, altri interventi? Consigliere Dragoni. Sì. Sì, allora, se ho ben capito dalla presentazione che anche dopo aver parlato in un gruppo, chi indice queste gare e questi appalti sarà Treviso, che organizzerà questo discorso, diciamo. Chi poi aggiudicherà materialmente l'appalto sarà il comune. Dunque confermatemi se oppure correggetemi, insomma, perché poi io ho letto non mi erano chiare, non mi era chiaro questo punto. La mia domanda, il mio punto, al di là di questo evento, è chi controllerà questa convenzione, l'aggiudicazione, l'indizione di queste gare?
perché è pur vero che si parla di un beneficio legato alle economie di scala collegate all'indizione di procedure di gara di importo anche consistente, dunque è molto appetibile. Allora, questo è un grande dubbio. Il fine di questa stazione unica appaltante si dice e si proclama all'inizio essere assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità, certo, della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose. Dunque, chi vigilerà su questa nuova, la chiamo, infrastruttura? Grazie consigliere Biondo. Sì, solo una notazione. Il corso per amministratori che abbiamo potuto fare, diciamo, quando va verso l'ANCI, questo tema è stato trattato anche abbastanza approfonditamente. Una delle domande emerse, appunto, a parte la considerazione che di sua sembra ce ne sono migliaia in Italia, cioè non una migliaia. Una delle domande appunto era se di sua era vincolante per un'amministrazione e la risposta è stata abbastanza chiara. Non è vincolante se l'offerta, tra virgolette, è pari o inferiore, diciamo, a quella standard, diciamo, di usato di programma. Ecco, per cui un po' facendo da corollario quello che ha detto il consigliere Nardini, sottolineo il fatto che nelle economie di scala, ma soprattutto nell'individuazione di soggetti referenti, diciamo, di questi compiti, appunto, si valuti appunto il discorso locale, perché poi alla fine le cose potrebbero anche un attimo sfuggirci giustamente di mano, come suggerisce un po' l'intervento della consigliere Biondo. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere. Prima di fare una valutazione, l'eventualità del contenzioso, chi risponde? Dipende da dove è formulato il contenzioso. Allora, ci sono due fasi, una parte che viene gestita, la norma prevede questo sostanzialmente, che la stazione unica appaltante dia supporto al comune, quindi in realtà il comune non è che si tiri fuori dal redigere bandi o gare, ha appunto questa possibilità di supporto dalla stazione unica appaltante, la quale entra in gioco fino al tempo dell'aggiudicazione finale della gara. Per cui l'eventuale contenzioso dipende se viene fatto nella fase iniziale o nella fase di aggiudicazione finale della gara. Una parte risponde la sua, quindi il responsabile che viene individuato nella stazione appaltante, mentre se nella fase finale, quindi dell'aggiudicazione finale di questo contenzioso, risponde il comune come previsto dalla normativa. Quindi non è una cosa che ci si inventa al momento. Per quanto riguarda poi le osservazioni in merito appunto che sono emerse relativamente alla possibilità di impiegare quindi risorse del territorio, questa è una preoccupazione che riguarda tutti i comuni. Quindi non è emersa solo da voi in questa sede, ma ne è stata ampiamente discussa anche tra sindaci, perché ciascuno ovviamente tende giustamente a far lavorare le proprie imprese, le proprie maestranze sostanzialmente. Questa volta il consigliere Nardini rispondo da tecnico, sarà mia cura come professionista valutare come evolverà questa cosa. E c'è la volontà appunto di andare tramite una convenzione che è una procedura abbastanza snella, nel senso che se alla fine del primo anno noi come comune non ci troviamo bene a lavorare così, possiamo sempre andare da una parte, detto in maniera un po' brutta, così possiamo eventualmente cambiare. Non è una convenzione capestre, tra l'altro stavamo pensando anche di inserire un punto in cui la conferenza dei sindaci possa intervenire in qualsiasi momento per valutare eventuali variazioni della convenzione stessa, quindi una cosa che sia abbastanza snella e agile in maniera tale da adattarsi proprio a quelle che sono le esigenze che emergono
strada facendo, perché comunque è nuova. Sì, è vero che ci sono delle SUA in giro per l'Italia, ma ciascuna poi deve calarsi nella realtà in cui sta. Faccio un esempio, ci sono delle SUA che lavorano bene a livello provinciale in Emilia Romagna, ma sono delle grandi macchine, delle grandi cose. Invece, forse è proprio per tradizione nostra del Veneto, noi stiamo assistendo a delle piccole aggregazioni. Ho detto in conferenza di servizi che ciascun polo attrattivo tende a crearsi intanto una collaborazione con i comuni vicini. Faccio un esempio, Montebelluna si sta proponendo come stazione unica appaltante per i comuni limitrofi, Conegliano, Torino Veneto, in maniera tale anche da essere fisicamente vicini alla stazione unica appaltante e non dover fare chilometri se dobbiamo consegnare, per tutto dire consegnare dei documenti, ma purtroppo ancora oggi si a mano. Oppure se il tecnico deve il tecnico del comune deve collaborare in maniera attiva con il responsabile della stazione unica appaltante, che non si faccia girare tutta la provincia per andare, diciamo, nell'ufficio preposto. Comunque, ripeto, è ancora un po' una situazione che non è limpida e chiara per tutti. Sono d'accordo con lei, consigliere Nardini, ci sono delle cose che devono ancora essere valutate anche a livelli superiori. Faccio per dire, c'è la giudicazione che una cosa prevista dal contratto degli appalti attualmente sono quelli per importi inferiori ai 40.000 euro che si possono fare con assegnazione diretta. In realtà, se leggete il decreto relativo alla SUA, in teoria anche per questi importi bisognerebbe andare tramite la stazione unica appaltante. So che è già depositato in Senato una richiesta di emendamento proprio per riportare a questa condizione, e come quello ce ne sono tanti altri da aggiustare. Ripeto, però secondo me è una grande opportunità perché permette di toccare con forza il fatto di dover collaborare anche con gli altri comuni, perché lo dico sempre, se mai si comincia, mai si fa anche. Grazie signor Sindaco, altri interventi, consigliere Nardini. Sì, si tratta poi di comprendere anche quali settori saranno interessati. E se parliamo per esempio di settori strategici, già siamo in presenza di stazioni uniche appaltanti. Pensiamo ai soggetti gestori dei servizi pubblici locali, pensiamo al soggetto gestore dell'acqua. Già la stazione unica appaltante per il settore speciale delle reti idriche e degli impianti di depurazione e di tutti gli appalti di manutenzione. Infatti, gli appalti, come se fosse una stazione unica, hanno un settore specifico, deve assicurare determinati standard, acquisisce le materie prime essenziali, affida i lavori e poi divide il territorio in 4, nord-est, nord-ovest, sud-est e sud-ovest, con il principio di rotazione c'è chi fa lavoro. E lì il significato è collegato proprio alla specificità dei lavori, alla strategicità di quelle infrastrutture, eccetera. Quindi tutta una serie di lavori già sono, basti pensare insomma, anche alle reti di gas, piuttosto che di energia, piuttosto che altre reti di servizi strategici. Possiamo parlare di reti di ciclo integrato di rifiuti, possiamo parlare di piantistica, comunque reti di servizi, quindi già i nostri comuni in una certa misura appartengono a reti che per quanto riguarda i lavori già danno determinate risposte. Quindi si andrà a capire anche per quale tipo di appalti si andrà a discutere. Di fatto i lavori che abbiamo fatto nell'ultimo, considerate i vincoli di bilancio e finanza pubblica, voglio dire, chiaro che su appalti sopra una determinata soglia poi ho anche determinati obblighi della normativa, quindi se faccio una scuola c'è poco da fare. Una unica appaltante, una stazione unica appaltante, fa una gara europea magari sopra determinate soglie. Però quello è. E poi sicuramente sì, verificare bene i costi anche di queste stazioni uniche appaltanti, perché un imprevisto non muore niente dal punto di vista. Infatti sta già chiedendo a tutti i comuni di rimborsare i soldi per i libri scolastici che ha comprato per gli studenti che sono residenti nel suo comune, quando non c'è mai stato un accordo, ma sta chiedendo. Quindi non muore niente con il previso, giusto per essere chiari. Poi possiamo fare sempre la grande previso che tanto ama il nostro consigliere regionale Piero,
e quindi ben venga insomma l'attenzione su questo tema. Dopo lo informerò. E è pubblico. Comunque anticipo già che il nostro voto rispetto al contesto che è estremamente fluido sarà di astensione. Su questo tema non può che essere concessa un'apertura di credito per verificare quanto avverrà. Altri interventi? Grazie consigliere Nardini. Ci sono altri interventi? Spiegazioni di voto tanto non c'è. Sperando che poi la norma non venga disattesa per nuove imposizioni e nuovi slittamenti, mi auguro che il lavoro con il Comune di Treviso sia intelligente, nel senso che poi il personale del Comune non debba comunque perdere tempo anche fisicamente, perché mentre prima si chiamava un esperto, un esterno e veniva qui, adesso siamo noi che devono venire. Già il personale è poco, quindi se anche lo perdiamo, e credo che per fare una gara, ho visto quello del trasporto, ci abbiamo impiegato mesi, il dipendente non c'era praticamente, adesso se non c'è ed è anche fuori è anche un costo, perché poi l'aspetto dipendente è un costo, tra l'altro deve andare anche con i mezzi del comune di conto, o se no con i mezzi pubblici, quindi già con l'autobus non lo vedevo più, cos'è la legge? Le macchine sono due, quindi se non c'è la macchina vai in autobus. E credo che ci sia il pericolo, e questo bisognerà che la Convenzione o in qualche maniera il Collegio dei Sindaci ne prenda visione e cerchi la soluzione per far sì che i lavori poi tornino nel proprio comune. Perché non è il discorso di fare gli appalti a chilometri zero per dare lavoro alle nostre imprese, che è importantissimo, ma sono le nostre imprese che fanno vivere il territorio e soprattutto sono le nostre imprese che quando serve aiutano l'amministrazione con sostegno, con volontariato, con tutto ciò che gira attorno al nostro comune. Perdere questo vorrebbe dire perdere il comune e perdere anche quel tessuto lavorativo e sociale che lo regge. Anche il nostro voto è di un'astensione positiva, nel senso che vorremmo anche capirci di più, per cui quando vi trovate e comincerete a formulare la convenzione, ci piacerebbe anche poterla vedere e anche, non dico farla insieme perché siete voi che amministrate, però comprendere esattamente quali sono i punti, quali sono le responsabilità, perché sbagliare una gara o ritirarla è successo, e capire chi è vero che poi può essere il comune o chi l'ha stilata, è chiaro che fanno un aiuto per far ricadere la colpa del comune, quindi alla fine pagheremo noi. Quindi se dobbiamo pagare un altro per poi pagare noi, sarebbe anche controproducente due volte. Grazie consigliere Baseggio. Altri interventi? Sì, anche rimando, diciamo, la discussione alla definizione della convenzione per poter avere maggiori dettagli, per poter condividere queste ulteriori osservazioni che sono state fatte anche dai colleghi e dagli altri consiglieri, e anche rimane in attesa appunto della risposta sugli organismi di controllo preposti. Dunque, non avendo a disposizione tutti i dati, credo che possa astenere, insomma è un po' un esperimento. Grazie consigliere Biondo. Altri interventi? Sì, per quanto detto qui dal sindaco, il nostro voto è favorevole. Bene, grazie. Allora chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Dunque, il punto 7 recita così: atto di indirizzo in merito all'istituzione presso il Comune di Treviso di una struttura pubblica portante sua. Chi è favorevole a questa informazione è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti. 23 e 30 precise, dichiaro conclusa questa seduta della Consiglio Comunale, relatori contributi alla discussione del giorno, e auguro a tutti voi